stringeva a sé, lei gli giurava che non sarebbe mai andata via, ma solo dopo un po' del giuramento se ne andò via così col Ponentino. Roma non sa mentì, Ertasinaro sa che quell'amore no, non tornerà. E Tevere se fa una pennichella e so del mormorio delle fontane, la luna in cielo fa la sentinella, ma degli amori persi lei non lo sa. Ertasinaro va, ma dentro al cuore c'ha due occhi belli che non sa scordare. Lui la stringeva a sé, lei gli giurava che non sarebbe mai andata via. Resta un dolore che non gli dà pace, resta quella bugia che spegne i sogni. Roma respira piano, Ertasinaro va, ma quell'amor mai più ritornerà. Roma respira piano, Ertasinaro va, ma quell'amore mai più tornerà. E anche questa mattina il nostro Gianni Dego così ha lietato questa mattinata, questa giornata. So che a voi piace tanto e perciò continueremo a sentire queste belle canzoni che ci riportano in tempo lontani, ma non neanche tanto lontani, ma in tempi lontani nel senso che c'era più serenità, più pace. Io non so se era vero o non era vero, io la vedo così e dico quello che vedo. Per carità, avremmo avuto sempre anche tanti problemi, non dico di no, ma non c'era il problema che c'è adesso, e soprattutto questa poca sicurezza che sentono questi cittadini poveretti che hanno paura addirittura di uscire dalle 17 al pomeriggio, questi diversamente giovani che aprono le porte a queste persone che entrano perché per loro è normale, si fidano. E siamo in balia di questo nemico dietro l'angolo e bisogna stare molto attenti. Ne parleremo questa mattina col professor Raffaele Fogliero, già docente di italiano e latino al Liceo Scientifico Pio X di Treviso, che ringrazio veramente, professore, di essere qui con noi. Ringrazio anche Stefano Bosa, sindaco di Resana. Buongiorno sindaco, che anche lui ce la sta mettendo tutta con la sua squadra per cercare di dare serenità, però non si è mai sicuri di niente in questo momento, perché purtroppo è così, c'è un punto di domanda anche quando questo sindaco esce di casa, cosa troverà, cosa sentirà e cosa dovrà fare con una coperta che diventa sempre più corta. Allora partirei proprio dal sindaco Bosa. Allora sindaco, anche lei questo incidente è veramente uno dei tanti, come sempre, come ogni giorno, come tutti i giorni, ma soprattutto il problema della sicurezza che non è stata messa in prevenzione. Ecco, si doveva prevenire. Qualcuno dice hanno sbagliato tutto, hanno fatto della prevenzione un qualcosa che non esiste,
perché purtroppo non c'è abbastanza proprio consapevolezza di quando esci di casa, i valori, il rispetto, il modo di comportarsi, che sia la guida della macchina, che sia appunto l'anziano, il diversamente giovane, il giovane. Com'è la situazione? Lei vive a Resana, non è una grande città, ma questa unione, questa comunità, perché quando succedono questi fatti gravissimi, questo incidente ultimo che si stringe attorno alla famiglia, ma bisogna prevenire, sindaco, bisogna prevenire. Come si fa a prevenire se qualcuno non ascolta? Io ho avuto la psicologa del traffico, che molti sindaci non sanno neppure che c'è, questo glielo posso assicurare, dove ha dato delle linee guida importanti per la sicurezza, dove c'è la prevenzione che si può fare, però non ci sono, ne abbiamo 2 in tutta Italia, molti non sanno neppure che esiste questo, eppure hanno le idee chiare su quello che potrebbe essere la sicurezza, perché della sicurezza si parla a 360 gradi. Prego, sindaco Bosa. Beh, allora innanzitutto vorrei chiarire, spiegare che la comunità di Resana attualmente, diciamo, è in lutto perché quel fatto successo domenica, ricordo un ciclista 54 anni nel suo giro che faceva la domenica assieme a tutto il gruppo è stato investito da un'automobile che attraversava a Castelcucco. Saranno le autorità a decidere, cioè, chi era la colpa, chi non era, però effettivamente è un brutto colpo per la nostra comunità. Per quanto riguarda la sicurezza stradale in particolare che stiamo parlando in questo momento, c'è poco da fare, bisogna rispettare le regole, ci sono le regole, c'è la velocità da rispettare, c'è l'attenzione quando si guida, c'è anche quella lucidità che una persona e attenzione che una persona deve avere nel momento in cui va a prendere un'auto, quindi a guidare. Quindi è importante che queste regole vengano rispettate. Noi abbiamo fatto anche come comune anche dei incontri sia con i giovani sia con la popolazione per cercare di invitare tutti a rispettare le regole. Abbiamo invitato la polizia stradale e di esperti del traffico a parlarci proprio di sicurezza. Poi la gente che partecipa è poca perché rispetto a chi guida l'auto è sicuramente una piccolissima percentuale che partecipa a questi incontri che sono molto utili. Purtroppo dobbiamo metterci veramente in testa che abbiamo in mano questi veicoli che sono dei proiettili che possono uccidere le persone, quindi dobbiamo assolutamente ragionare prima di guidare, stare attenti, avere un'unica attenzione che è la strada, non il cellulare, non altri strumenti che magari ci distraggono dalla guida. Quindi questo è importante, che quando ci mettiamo in macchina dobbiamo ricordarci che possiamo combinare una strage, quindi dobbiamo stare attenti. L'attenzione e il rispetto delle regole secondo me sono fondamentali. Grazie sindaco. Allora, professor Foliero, lei è stato docente, ha insegnato al liceo scientifico Pio X di Treviso, sa cosa vuol dire, ecco, parlare ai giovani, sa cosa vuol dire insegnare la storia, le regole, il rispetto della scuola, il rispetto dell'insegnante. È un Pio X che può parlare, ha una storia alle spalle, una storia importante, una storia soprattutto di educazione e rispetto. Ecco, come vede adesso questa storia, questi valori, questa educazione, la conoscenza della storia, della propria storia, che è anche il Pio X, perché ha fatto storia, ma soprattutto il rispetto della storia anche della scuola, perché la scuola è la storia, è là veramente dove questo ragazzo inizia ad apprendere quelle che sono le sue radici e la sua storia. Prego, professor Foliero. Beh, la scuola dove ho insegnato ha più di 100 anni di vita. Io ho insegnato lì per tantissimi anni e generazioni di ragazzi che mi sono passati davanti e ho avuto modo evidentemente col passare del tempo di notare queste differenze, no? Da un anno all'altro e sinceramente facevo sempre più fatica a capire questi cambiamenti.
E tra questi cambiamenti quello che maggiormente mi ha impressionato è il rapporto con i genitori di questi ragazzi. Quando ho cominciato questa attività, il genitore veniva e c'era la possibilità di parlare del ragazzo, della ragazza e cercare insieme quali potevano essere eventuali soluzioni a eventuali problemi. Col passare degli anni l'atteggiamento dei genitori è diventato sempre più ostile, aggressivo. Venivano lì non per parlare dei ragazzi, ma per sparlare della scuola, per denigrare gli insegnanti, per offendere e addirittura per minacciare, anche da un punto di vista fisico, gli insegnanti. E questo naturalmente creava notevoli problemi poi nel rapportarsi, perché il ragazzo che si vede spalleggiato, difeso a oltranza, oltre ogni limite dai propri genitori, è chiaro che non riesce poi dopo a recepire quello che può essere il consiglio, il suggerimento da parte dell'insegnante. Non ascolta, no? E continua a fare quello che ha sempre fatto. E quando poi dopo la scuola, di fronte a certi comportamenti, cerca di coinvolgere i genitori, ci sono, non dico tutti, ma ci sono genitori che quando poi vengono convocati arrivano, non dico con le spade sguainate, no, quello no. Ma però poco ci manca. Ma insomma, effettivamente, perché non accettano che il proprio figlio possa aver detto o fatto certe cose. Non può essere, non è vero, e poi naturalmente il tutto degenera. Perché? Perché anche all'interno dell'aula scolastica questi ragazzi diventano elementi che creano un clima di tensione anche con gli altri compagni e si fa sempre più fatica poi dopo a poter svolgere. E poi naturalmente c'è uno sovraccarico di incarichi di cui la scuola dovrebbe a un certo punto farsi carico senza avere neanche la preparazione specifica, perché l'insegnante, sì, è vero, deve trasmettere diciamo quelle che sono le conoscenze, no? Le competenze disciplinari, però quando poi dopo si richiede all'insegnante di essere psicologo, sociologo, educatore della strada, insomma ogni volta che c'è un problema è la scuola che, ma è la famiglia? Quando dovrebbe intervenire? Anche perché la scuola, anche perché la Costituzione innanzitutto assegna ai genitori il compito di educare, istruire. Non alla scuola. La scuola viene di supporto, deve cercare di collaborare con la famiglia, ma se la famiglia rifiuta questa collaborazione? Senta, professor Folliero, allora partiamo proprio dalla scuola, che per me è fondamentale, proprio l'educazione, la conoscenza. Allora, lei è stato docente di italiano e latino. C'è stato un periodo, anche poco tempo fa, dove si discuteva molto dell'italiano e del dialetto. Il dialetto per molti è una lingua latina, quasi quasi qualcuno al posto del latino avrebbe voluto insegnare italiano e dialetto, perché è la lingua madre per qualcuno. Lei che è stato docente di italiano e latino, questo latino meraviglioso, si parlava latino una volta, io ho avuto l'altro giorno un ricercatore, adesso se qualcuno parla in latino lo capiranno in 5, 6, 10 al massimo, è difficilissimo. Ecco, cos'è questo cambiamento nel capire invece la storia? Perché la storia è latino, cioè quello si parlava. Poi altro, ma al momento cosa vuole dire? Quanto è importante invece è conoscere proprio la radice della lingua, la vera storia della lingua, prego. E cosa ne pensa del dialetto? Per lei è una lingua? Come la vede lei, professor Folliero? Prego. Ecco, sono due aspetti. Esatto, parliamo di tutti e due. Ecco, è un po' difficile. Vediamo di... Allora, per quanto riguarda la storia della lingua,
diciamo che se vogliamo andare veramente alle radici dobbiamo partire dal greco. Dal greco. Boh. Poi d'accordo, è chiaro che è subentrato il latino e per molti secoli l'intera Europa occidentale e non solo parlava in latino. Poi bisognerebbe anche distinguere tra il latino parlato e il latino scritto quello letterario. No, lo dica perché è bellissima sta storia. Ecco, e quindi c'era una notevole differenza. Tant'è vero che nei secoli d.C. gli stessi scrittori hanno cominciato a rinunciare al latino colto, classico diciamo, e hanno cominciato a usare parole che facevano parte del latino parlato. Il che vuol dire che anche la lingua parlata ha la sua importanza, anzi diciamo che chi ha dato l'impulso alla evoluzione della lingua è proprio la lingua parlata, perché è quella più duttile, quella che si presta subito ad ascoltare i cambiamenti che vengono naturalmente dal contatto con altre popolazioni, popolazioni anche straniere, no? Perché naturalmente attraverso il commercio, attraverso i contatti anche dovuti a tanti motivi, ecco, c'è questa possibilità di recepire. Poi naturalmente cosa è successo? Che c'è stato un periodo nel quale questi apporti che venivano da altre lingue sono stati ritenuti nocivi per la purezza della lingua, no? E sono nate addirittura l'Accademia della Crusca, ad esempio, no? Che ha cercato in un primo momento di difendere la purezza della lingua italiana. Poi siamo arrivati nel Settecento con l'illuminismo italiano in particolare, che ha detto, beh, insomma, a un certo momento bisogna anche ammodernare la lingua giustamente, cioè fare in modo che oggi, faccio in breve le cose, oggi quelli che i linguisti chiamano i forestierismi hanno preso il sopravvento, no, sulla lingua. E ci tocca molte volte ascoltare o leggere narrazioni dove prevale la lingua straniera, qualunque sia inglese, francese, tedesco, quello che è, eccetera. E io quando leggo questi resoconti o quando ascolto queste relazioni mi chiedo, ma dovremmo essere esperti anche di lingue straniere tutti, perché non sempre è facile seguire il discorso se uno infarcisce il proprio eloquio, il proprio parlare con tanti termini che non sempre sono di facile comprensione, no? E poi dopo naturalmente c'è questa, come dire, questo freno costituito, come lei diceva prima, no? Dal dialetto, no? Ora, diceva Dante ai suoi tempi, no? Che pur conoscendo benissimo il latino, perché ha scritto libri in latino, no? Però diceva che il volgare, cioè la lingua del popolo, è la lingua che si apprende dalla madre, cioè è la prima lingua che il bambino apprende e che naturalmente risulta molto più familiare. Solo che poi questa lingua madre si trova a scontrarsi con una lingua che deve essere comprensibile a tutti, perché anche lo scrittore, pensiamo ad esempio, per avvicinarci un po' di più ai nostri tempi, un Giovanni Verga siciliano, no? Che ha scritto libri, romanzi, no, nei quali per forza di cose, essendo lui uno scrittore verista, no? Voleva, come dire, in qualche maniera imitare il parlato dei contadini, dei pescatori, eccetera, però si è reso anche conto che se avesse scritto il romanzo in dialetto siciliano, quanti l'avrebbero capito? Forse quelli di Catania, perché lui era catanese di nascita, no? E gli altri? No. Quindi bisogna trovare un equilibrio in qualche maniera. Certo che, per parlare di un altro grande, Manzoni, il problema se l'è posto anche lui, no? Quando ha scritto il suo romanzo, inizialmente intitolato Fermo e Lucia, prima di scrivere la redazione definitiva, ci ha messo 20 anni, è andato a Firenze per risciacquare i panni in Arno, diceva lui, no?
Cioè, per cercare di fare in modo che certe parole che erano dialettali diventassero comprensibili per tutti, no? Siccome il nostro italiano è quello fiorentino, perché è lì che è nato, dobbiamo cercare anche di trovare appunto un equilibrio tale per cui la lingua deve essere comprensibile da Bolzano a Caltanissetta. Sì, no, non sono perché capito. altrimenti non ci capiamo. Non ci capiamo. E se non ci capiamo, come possiamo poi dopo trovare una soluzione ai problemi? Avete capito? Perché ho invitato il professor Fogliero, penso sia d'accordo anche il sindaco Bosa. Noi siamo a scuola, avete sentito come ha spiegato? Sindaco, cosa dice? Ma quanto bello è sentirlo spiegare, ha sentito in maniera anche molto semplice come ha spiegato la storia della lingua. Io ero partita latino, lei ha fatto latino o greco, sindaco, a scuola? No, io ho fatto istituti tecnici, quindi non ho scuole classiche, non le ho fatte. È troppo difficile. No, è troppo difficile, nel senso che però volevo collegarmi al primo passaggio fatto dal professore per andare un po' anche nell'attualità, che effettivamente il professore diceva manca un po' la scuola per i genitori più che per i figli, quindi noi stiamo come genitori, dico, delegando un po' troppo alla scuola o alle istituzioni, cioè l'educazione dei figli deve partire da casa, deve partire dai papà, dalla mamma, dalla famiglia. Poi la scuola chiaramente dà un'educazione, dà un insegnamento, però non possiamo dire che attualmente la colpa è della scuola e degli insegnanti, come diceva il professor prima, no, assolutamente no, perché andiamo a diminuire quello che è un ruolo importante degli insegnanti, fondamentale, però prima c'è il ruolo dei genitori, quindi dobbiamo come genitori capire che non possiamo delegare completamente quello che è l'educazione e l'istruzione dei nostri figli. È vero, ma è importante il linguaggio. Vi ricordate quante volte abbiamo sentito ma che linguaggio usa quello? Cosa si deve dire? Che lingua che parla? Perché? Proprio per denigrare come si comportava, quello che esprimeva con le parole. Perché ricordiamo che le parole sono pietre, sono delle parole che delle volte finisce più una parola volgare, ecco il volga, parola volgare, che magari uno schiaffo ti rimane tanto impresso, perciò la parola è importante, il linguaggio che usi a casa deve essere un linguaggio rispettoso, un linguaggio che ha un significato del rispetto, o sbaglio professore? Prima di rispondermi abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto che voglio ricordare al professore che il nostro dialetto veneto nel 500, quando era serenissima e era una lingua, non era un dialetto, era una lingua. E dopo tutti i dialetti, è giusto che era, perché le nostre radici, capito? E dopo sottolineo ancora, 70 anni fa, l'80% in Italia era analfabeti. Pensati, cosa che ne contava la lingua all'epoca. Adesso si istruì, capisce, un'altra roba. Il mondo va a cambiare, Dante non si usa più. Dante, un aneddoto di Dante. Poi sta a Venezia Dante, e io lo manda via, perché parla male di Venezia, lo manda via Dante. È la storia questa, è di verità. E in più, diceva, ai miei nemici non voglio loro condannarli a morte, voglio solo che abbia un gran bruciore sul davvio e bracci corti. Questo è Dante, è la lingua che ha fatto grande. E dopo i fiori che va a scuola, i fiori, i genitori, i maleducati, noi gli insegna l'educazione. E non se poi poveretti, i giovani, i di 7 anni. Mi sono sposato a 22, a 27 anni, ne avevo 3 figli e non avevo neanche gli occhi a piangere. Adesso un figlio a 19-20 anni lo consideriamo poveretto e ha fatto una sciocchezza. Ma la sciocchezza di cosa? Una volta che era l'ufficio collocamento che a 14 anni ti passava il libretto di lavoro e ti andavi a lavorare. Non a lavorare, imparare un lavoro. E dopo, insomma, l'economia è nata da tutta questa gente che ha imparato, tramite i vecchi che insegna
Adesso una persona anziana che si avvicina a un giovane che gli dica ma cosa devi io fare? Che davanti a te hai perché ti dice, mi spiego. Ma questa è una porcheria che non abbiamo da accettare. Perché anche questi giovani che si levanta tanto, se gli ha fortuna, diventa dei fiancatori, se li tira e spari prima e ora. Addirittura ho sentito che deve troppi identi perché vivevo troppo. Ma cosa dici? Grazie Rinaldo, sei stato chiaro, andiamo avanti, grazie. Rinaldo ha fatto le sue riflessioni, io dico sempre ascoltati. In effetti la telefonata di Rinaldo fa capire che forse non ha ascoltato bene, perché lei ha detto che c'erano questi dialetti in varie regioni, poi si è cercato di trovare la forma perché questo dialetto diventasse una lingua che tutti capivano. Cioè non è che il professor Fogliero ha detto che non c'erano, che non esistevano, l'ha spiegato molto bene Rinaldo, capite quando vi dico non sentite, ascoltate? Lui la storia l'ha raccontata bene, il problema è che se io parlo veneto, il mio dialetto veneto, cioè il catanese non lo capisce, e se parla il catanese il suo dialetto, che poi quale dialetto, perché neanche noi ne abbiamo, basta girare l'angolo del Piave e qua i dialetti cambiano perché le parole cambiano, basta un accento e la parola è completamente diversa. È per far capire l'importanza della lingua che tutti dobbiamo capire, perché quando studiamo, quando leggiamo e quando parliamo soprattutto, dobbiamo essere rispettosi della persona che abbiamo di fronte. Prego, professor Fogliero. Ma guardi, fare polemica sarebbe troppo facile, no? Però è anche vero che quando ci si imbatte diciamo, in persone che si sono dati proprio anima e corpo, possiamo dire, no? Alla politica. Quando parlano queste persone, non dico tutte, però si dice solitamente parla in politichese, cioè usa un linguaggio per addetti ai lavori. È come se invece che parlare alla popolazione parlasse in fondo con un suo amico o avversario che sia, politico. E la gente ascolta, cerca anche di capire, anche perché poi dopo quello che i politici dicono e poi traducono in normative, la gente deve capire quelle leggi e deve metterle in pratica, ma se quelle leggi non vengono capite, la gente non a caso la Costituzione è il simbolo della chiarezza, perché doveva essere leggibile a tutti. Sì. Cioè i padri costituenti hanno capito l'importanza nel scrivere ed è fondamentale questo. Certo, però è anche vero che esiste come dire, la lettura letterale e bisogna anche capire però lo spirito, cioè entrare dentro quella formulazione per capire poi da che cosa erano mossi i nostri padri costituenti, che cosa volevano esattamente dire con quelle parole, no? Però parole semplici, professore. Certamente, ma la semplicità non vuol dire però la semplicioneria, sì, diciamo. È ecco. un'altra cosa. Cioè, è un'altra cosa. La semplicità vuol dire chiarezza, vuol dire concretezza, vuol dire correttezza. Trasparenza. Questo è la semplicità. Sebastiano da Abano, poi andiamo dal sindaco per capire se anche è d'accordo sul politichese, se il sindaco parla politichese oppure quando ha problemi cerca di non parlare proprio, perché è meglio stare zitti, specialmente in questo momento. Sindaco, guardi, io non so come fate. Andiamo a sentire Sebastiano da Abano, ma è un siciliano, professore, il nostro Sebastiano. Vai Sebastiano. Buongiorno signora Minella, buongiorno. Lei ha due ospiti, buongiorno. Niente, poco fa il sindaco parlava di un incidente che c'è stato. Io ora dico, c'è stato anche lui, mi sembra a Salento, un incidente che sono stati purtroppo due vittime carabinieri, da una signora che era, a quanto ho sentito dal telegiornale, era risultata positiva all'alcol e alle droghe. Questa girava con una macchina di circa 80.000 euro,
no? Com'è possibile che questa cammina con una macchina di 80.000 euro ed è quell'autovettura? Ora io dico, tutta la tecnologia che hanno tutti i sindaci, di tutte queste telecamere che vedono se sono rubate, se hanno assicurazione, se hanno il bollo, se hanno tutto, no? Quando questi veicoli passano da quella strada lì e viene segnalato che c'è un veicolo senza assicurazione, dovrebbero fare come era una volta. Una volta i veicoli venivano sequestrati e non consegnate al proprietario. Il comune si riprendeva, aveva i propri depositi, il cittadino dopo doveva pagare il deposito, doveva pagare la multa e doveva andare con l'assicurazione. Ora io dico, ma perché non ritorniamo ai vecchi tempi? Cioè tu ti sequestri il veicolo, hai chiesto un mese di tempo per portarmi l'assicurazione e pagare i danni, e no, quella macchina io non te la prendo più. La metto di proprietà del comune, la metto a vendita e il ricavato va al comune. Perché io dico ora, questa signora pagherà chi a questi ragazzi? È vero che questi ragazzi non ci saranno più, purtroppo sono morti, ma oltre la morte non avranno neanche un danno perché questa signora era senza assicurazione, con una macchina di 80.000 euro. Cioè, ma ci rendiamo conto? Camminare senza assicurazione, cioè non è, per avere una macchina di 80.000 euro non è che se la passava male, perché se ha una macchina di 80.000 euro vuol dire che la passi bene. E intanto questi due bravi ragazzi che sono molti giovani, neanche 20, lui il più anziano aveva 27 anni, l'altro mi sembra 23-24 anni, questi due poverini che stavano camminando per la propria strada per nostro controllo, purtroppo hanno fatto quella fine, e spero che questa signora però troverà un giudice che la butterà in galera e butterà le chiavi direttamente. Grazie Sebastiano, molto chiaro anche Sebastiano. Prego Sindaco Bosa, poi andiamo in pubblicità, prego. Su quello che ha detto Sebastiano c'è il sequestro dell'auto nel caso in cui non ci sia l'assicurazione. E poi però effettivamente quando uno presenta la polizza assicurativa viene dissequestrato, quindi quello che è successo l'altro giorno effettivamente è un dramma per le famiglie in particolare, ma penso per tutti. Venendo a un aspetto un po' più leggero, veniamo al politichese. Effettivamente noi sindaci facciamo fatica a imparare il politichese, perché ogni giorno parliamo più che dei colleghi politici con la politica, parliamo con i cittadini, quindi parli la lingua e il linguaggio dei cittadini, parli direttamente ai cittadini. Poi tornando al politichese, basta leggere le ultime leggi, norme che vengono fatte, cioè servono veramente dei interpreti a volte per capire cosa è scritto. Quindi ok, la Costituzione ci ha dato delle regole iniziali che devono essere che chiare, ma attualmente abbiamo una legislazione che davvero è difficile da capire, da interpretare. Poi su certi campi, certe normative veramente serve quanto minimo un avvocato per l'interpretazione, quindi veramente stiamo un po' autodistruggendo con questa legislazione continua che dà solo dubbi, sempre interpretazioni che cambiano da una parte all'altra. Quindi è un politichese che però non vive però nei municipi, questo lo assicuro. È un politichese che non c'è il greco, non c'è il latino, non c'è l'italiano, è una lingua che conoscono veramente pochissimi. Vorremmo che ce la insegnassero, visto che qualcuno la conosce, perché come ha detto il sindaco, proprio delle volte è incomprensibile. Pubblicità. Col professor Raffaele Fogliero, già docente di italiano e latino al liceo scientifico Pio X di Treviso, e c'è con noi anche Stefano Bosa, sindaco di Resana, ma abbiamo Sandra da Padova. Vai Sandra! Ciao Mirella, ciao. E buongiorno agli ospiti. Ho ascoltato veramente con tanta gioia il professore, perché usa un linguaggio che io almeno l'ho assorbito, e devo dire è una musica, ecco, è una musica. Poi anche il sindaco effettivamente ha detto com'è la situazione. Io volevo un attimo tornare, Mirella, ieri sera ho guardato Focus, il dottor Baccialli
che ho una simpatia profonda per la professionalità. È intervenuto sul discorso della violenza di quei ragazzi a Treviso il professor Casteller. Allora, il papà di uno dei due ragazzi ha fatto un invito la prossima volta che arrivava in Italia, sto signore che è stato malmenato, a pranzo, perché voleva che conoscesse il figlio in maniera diversa. Allora io avevo già espresso per conto mio un mio giudizio. Io non sono una psicologa, però ho una testa da pensare. E il professor Castellet ha detto una cosa giusta. Ha detto, facendo questo gesto si mimetizza l'atto che è stato violento, come fosse una bravata. Allora bisognerebbe far capire a questi ragazzi, ripeto le parole, magari in modo diverso, ma il senso è quello, che quello che viene scritto su una denuncia, sulla pedina penale, anche perché sono minorenni, se lo portano dietro. Allora io, ha detto questo psicologo, io se fossi un imprenditore, quando vedo che chiedo la fedina penale e vedo che un ragazzo è stato violento, ho difficoltà ad assumerlo, perché ci dovrebbe essere un cammino di psicologia, di gente che aiuta, ma non il buonismo. Il buonismo non ha mai portato, lo sai anche te Mirella, ci sono delle regole, dei diritti, dei doveri. Dunque io sono dell'idea che questi ragazzi, la famiglia, è vero, tanti non hanno la famiglia, tanti sono in strada dalla mattina alla sera, non hanno una direzione, però sono 17 anni e 16 anni, non sono bambini di 10 che fanno la marachella. Cioè, bisogna anche cominciare a dire che un ragazzo di 17-16 anni non è un adulto, ma neanche un bocciassa, come diciamo noi. Grazie Sandra, devo chiudere, se no non ce la faccio a farti rispondere. Comunque sei stata chiara come sempre. Allora, Sindaco Bosa, cominciamo da lei. Come commenta le parole di Sandra? Prego. Beh, un po' ripeto quello che ho detto prima, sì, vanno delle regole e vanno rispettate. Questi ragazzi, sì, fa buonismo fino a un certo punto, non possiamo usare sempre il buonismo perché hanno sbagliato, devono capire che hanno sbagliato, questo è fondamentale, in maniera che non sbaglino più. Già uno sbaglio è già troppo. Poi chiaro, si può dare una seconda opportunità, però servono regole e devono essere rispettate, perché effettivamente se facciamo passare questo concetto che le regole sì possono essere rispettate quando ci vanno bene, non andremo avanti. Quindi le regole vanno rispettate, che ci piaccia o non ci piaccia. Insomma, questo è fondamentale. Senta, Sindaco Bosa, cos'è che la preoccupa di più in questo momento? Perché c'è la sicurezza, ma c'è anche la solitudine che vivono molte persone e non c'è età per la solitudine, c'è poca disponibilità da parte vostra per aiutare le famiglie in difficoltà, una burocrazia enorme. Come riuscite veramente a cercare anche di dare delle risposte a queste persone che vi hanno votato, che credono in voi, perché voi siete stati eletti dal popolo, questo va specificato, i sindaci fortunatamente. Ecco, cos'è che la preoccupa di più in questo momento? Perché sembra che tutto vada bene da parte della politica, che non sta cercando di centrare i problemi reali, ma sta solo qualcuno cercando di arrivare a un'altra poltrona, perché quella la stanno perdendo. Prego. Preoccupa il fatto che c'è una disgregazione sociale, cioè non abbiamo più il tessuto sociale che c'era una volta, che famiglie che si aiutavano, c'è una certa solidarietà anche tra le famiglie. Ok, le istituzioni possono intervenire, devono intervenire, però nei prossimi anni la vedo dura. Famiglie mononucleari rimarranno, quindi ci saranno sempre più persone sole da aiutare e non so fino a che punto la società ce la farà, quindi non lo so, sta cambiando un po' il mondo, sta cambiando un po' tutto, c'è questo inverno demografico che ci sta presentando anche nei nostri paesi, quindi nei prossimi anni dovremo un po' ripensare la socialità tra le persone, perché a questo punto famiglie ce ne sono sempre meno, o comunque sono piccole famiglie che non hanno quella solidarietà, quel tessuto sociale che ci aiutava anche noi comuni ad intervenire nei casi più difficili.
Allora adesso andiamo a vedere questo servizio, vi porto a Venezia, visto che abbiamo parlato di liceo col professor Fogliero, i 100 anni anche lui ha ricordato del Pio X di Treviso, andiamo a sentire e a vedere altri 100 anni, andiamo a Venezia di questo liceo molto importante che è il liceo Benedetti. Andiamo a sentire e poi commentiamo. L'Istituto Scolastico Superiore Benedetti Tommaseo, scientifico e linguistico di Venezia, festeggia i suoi primi 100 anni di storia, un compleanno importante. Nel 1923 nacque a Venezia, in fondamento a Santa Giustina a Castello, lo scientifico Benedetti, ancora oggi uno dei licei più rappresentativi e prestigiosi della città. L'Ateneo Veneto ha aperto le sue porte alla scuola per ospitare la proiezione del documentario Mare Nostrum del regista e sceneggiatore Fabio Masi. Marco Vianello è il dirigente della scuola. Questa proiezione tavola rotonda si inserisce nel centenario del Benedetti Tommaseo, nei festeggiamenti della nostra scuola, che nasce il Benedetti nel 1923 e c'è anche il festeggiamento del decennale dell'unione tra i due istituti storici di Venezia, il Benedetti e il Tommaseo. A fare gli onori di casa per l'Ateneo Veneto il socio ed ex allievo del Benedetti, avvocato Simone Zancani. È una giornata molto importante per l'Ateneo Veneto perché apre le sue porte a oltre 150 studenti del liceo Benedetti, apre per molti di loro è la prima volta che verranno in Ateneo Veneto e visiteranno questo che è un luogo del cuore dei veneziani. L'occasione di festeggiare i 100 anni del liceo è un'occasione speciale anche per noi. Mare Nostrum, come spiega il regista, affronta il tema dell'immigrazione. Io in realtà ho fatto poco, nel senso che raccontano molto i contenuti che a tratti dirompenti e le immagini. È un racconto non solo di questo, diciamo, delle tratte del Mediterraneo, ma di tutte le rotte migratorie, anche quella dei Balcani. Allora, chi meglio di lei, professor Fogliero, può commentare questo servizio che abbiamo visto, ecco, questa disgregazione che c'è anche all'interno della scuola, questi docenti che fanno fatica proprio a cercare di far capire veramente il valore anche della scuola, dell'insegnante. Io prima ho visto tutti questi ragazzi e parlavo col professor Fogliero, li abbiamo i ragazzi, ma perché non li vediamo in certe manifestazioni importanti che raccontano la storia della loro città, la storia del loro popolo. Una volta questa maestra, mi ricordo che qua partiamo dalle elementari, aveva minimo 30 ragazzi, 40, eppure si insegnava musica, si insegnava scienze, geografia, storia, italiano, aritmetica una volta. Eppure riusciva a trovare anche quello spazio per far ritornare alle origini, alle radici, la storia, e portava questi ragazzi a vedere il Piave, il Sacrario, sparito tutto. Abbiamo visto domenica dove c'erano i ragazzi. Quante scuole abbiamo a Treviso? Quanti ragazzi avete visto? Prego, professor Fogliero. È un altro tasto molto delicato da toccare. Il punto è che quando ci sono determinate occasioni speciali, quale può essere la giornata della memoria, no? Per ricordare il genocidio compiuto nei lager nazisti, oppure il giorno del ricordo per ricordare le vittime italiane delle foibe istriane. La scuola giustamente dedica spazio per ricordare questi avvenimenti, no? E quando lo fa durante le ore scolastiche, ovviamente. La domanda che io mi sono sempre posto è questa: ma quanti tra questi ragazzi partecipano effettivamente convinti, o meglio desiderosi di apprendere, di conoscere, oppure, mentre dall'altra parte quanti sono quelli che vanno perché così non andiamo a scuola? E lei parlava prima, accennavano alla possibilità per gli insegnanti di offrirsi anche così come volontari per... a me è capitato diverse volte di invitare nel pomeriggio le famiglie per trattare gli stessi argomenti trattati la mattina con i ragazzi.
la sala teatro era praticamente vuota. Allora, ecco perché c'è questo scollamento. Ecco. Prima il sindaco giustamente diceva che c'è una disgregazione sociale. No. Ecco, d'accordo, ci sono le regole ed è giusto, doveroso rispettarle, ma personalmente ritengo che alla base ci deve essere il rispetto della persona. Poi c'è il rispetto delle regole. Esatto. Perché le regole, se non sono fondate sul rispetto della persona, sul fatto che l'altra persona, chiunque sia, no? Ecco, giovane, adulto, italiano, straniero, eccetera, ma è una persona e va rispettata, no? Le regole servono a ben poco. La ringrazio di aver detto questo, professor Fogliero, veramente grazie. Abbiamo Nadia in linea. Ciao Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, quello che avete detto fino adesso è tutta verità. Non è che deve la scuola, la scuola è di appoggio per l'insegnamento. A scuola si va per imparare a leggere e scrivere e dopo, man mano che si cresce, si apprende altre cose. Dico che rispetto deve essere insegnato dai genitori, dalla famiglia, anche dai nonni. Io i miei cerco di dargli un po' di buona educazione, ma e dopo quando sono fuori, sai, con altri ragazzi, e allora quando sono in gruppo non fanno più quello che devono fare. Dopo ieri mi è successo un caso. Sono andata al supermercato, ero alla cassa e hanno dato un comunicato che c'era una macchina grigia, così hanno descritto. È venuto il guardiano là che girava e c'era una bambina di neanche un anno che dormiva con i finestrini chiusi, la macchina chiusa e non c'era nessuno. Allora quel padre che era un papà, perché dopo sono venuti a sapere che è arrivato dopo 3-4 comunicati. Ma allora quel papà che responsabilità aveva di lasciare una piccola in macchina a mezzogiorno e un quarto? Non ci sono più responsabilità, non so dove hanno la testa. Grazie Nadia, hai fatto bene a ricordarlo, devo concludere perché abbiamo anche forato anche questa mattina, ma hai fatto bene a ricordarlo, va sempre detto, quello che vedete fate benissimo a dirlo, perché bisogna parlare, perché guardate che il silenzio è il peggior nemico. Professor Fogliero, lei ha portato dei libri, io vorrei ritornare a questa lingua italiana, ecco, alla nostra storia, e sono 2 libri importanti e significativi. Che libri ha portato, professore? Veramente ho portato 2 libri di 2 trevigiani doc, come si dice. Come si dice, no? Un libro scritto da Giovanni Comisso e un romanzo scritto da Giuseppe Berto. Comisso era trevigiano, Berto era nato a Mogliano, però trevigiano anche lui, anche perché ha frequentato il Canova a Treviso, poi ha insegnato anche per 2 anni al Duca degli Abruzzi. Ecco, tornando un po' a quello che si diceva prima, pur essendo nati in questo contesto, pur conoscendo benissimo il dialetto trevigiano, Berto racconta nelle sue memorie che quando era prigioniero nel campo di Hereford nel Texas e aveva cominciato a scrivere questo romanzo, andava dagli altri suoi compagni di prigionia, anche loro scrittori, artisti, eccetera, perché, lo dice con molta franchezza, io pensavo in dialetto
e facevo fatica a scrivere in italiano e andava a consultare i suoi compagni di prigionia per essere sicuro di scrivere in italiano. Capito? No? E commisso in questo suo libro molto interessante in cui parla della sua casa di campagna, che era Zero Branco, comprata nel 1930 insieme con la madre, eccetera, e c'è una pagina che lui dedica al bombardamento della città di Treviso. Del 7 aprile. Del 7 aprile, esatto, no? Un pezzettino solo. Sì. Eravamo giunti alla settimana di Pasqua, difatti Sì. il bombardamento è stato il venerdì santo, no? E mia madre aveva accumulato grandi provviste per festeggiarla. Nel forno per il pane eravamo riusciti anche a cucinare una focaccia, quando il venerdì santo, il 7 aprile, sul mezzogiorno, venne dal mare una grande formazione di aerei americani che scintillò nel cielo chiarissimo e si diresse verso Treviso. Di una chiarezza cristallina. Scintillò. No? E poi continua, sono 2 pagine che andrebbero lette tutte, un altro pezzettino solo. Dopo il bombardamento lui viene in città con la bicicletta, tutta la città era stata come calpestata. Le acque del Sile erano state ostruite dalle macerie, i rifugi inadeguati erano crollati, i morti erano innumerevoli, le strade non si riconoscevano più. Nulla da aggiungere. Più chiaro di così. Crocetta del Montello con Adriana. Vai Adriana. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Volevo dire una mia opinione quando l'ho vissuta io. Quando andavamo a scuola noi si era molto ordinati, tutti in fila, si entrava in classe, perché c'era anche la maestra che era severa. E non ci sono mai stati problemi. Quando però scendavamo, non adesso mi sembrano tutte pecore che vanno in giro tutti in fila, andavamo al cancello, la maestra si girava, noi sapevamo già che dovevamo salutarla e dicevamo buongiorno signora maestra, grazie, e lei diceva buongiorno bambini e prego. Grazie Adriana, molto chiara l'educazione, il rispetto anche non solo per la figura della maestra ma anche per la scuola. Ecco, questo genitore che sapeva benissimo, eppure c'erano tanti figli, eppure sono cresciuti bene con le regole dei valori però, il valore e il rispetto. Sindaco, quanto è difficile anche per voi, ecco, far capire il rispetto anche delle istituzioni, perché veramente anche la povertà sta raggiungendo dei limiti incredibili. Io oggi ho aperto il banco solidale, ne ho qualcosa, e quando la persona non riesce più a farsi ascoltare diventa cattiva, può diventare anche violenta, perché non c'è più l'ascolto. Quanto importante è l'ascolto, specialmente nei casi estremi, quando hai di fronte questa persona che non ha più niente, ma non ha neanche più niente da perdere, perciò può essere anche violenta. Prego, Sindaco. No, volevo agganciarmi alla telefonata di prima, che proprio l'altro giorno ho portato a scuola mia figlia e vedevo che ha detto ciao maestra. Cioè io chiedo anche al professore se qualche suo alunno gli ha dato del tu. Penso che non esiste, cioè, però è così, mi hanno detto è così. Cioè io mi ricordo a piccolo, non mi permettevo nemmeno di dire ciao al mio maestro più avanti che professore. Adesso c'è, sì, non so se sia una mancanza di rispetto o un rapporto diverso, però la figura deve essere distaccata, cioè l'insegnante e comunque o le istituzioni deve avere un'autorità, chiamiamolo così, un rispetto che gli è dovuto per la figura. Quello che purtroppo secondo me manca, sarà un po' retrogrado, un'idea magari sbagliata rispetto a quello che va adesso, però io il ciao alla maestra direi anche di no. Sentiamo il professor Fogliero come commenta. Il ciao maestro, ciao maestra, come lo vede professor Fogliero? Allora, io sono sempre stato dell'idea che il rispetto, in questo caso verso l'insegnante,
deve essere irrobustito anche, direi soprattutto, dalla dimostrazione che l'insegnante deve dare di essere competente, di essere esperto, di avere un bagaglio da trasmettere. No. Ma questo vale per tutte le professioni, perché accanto al titolo, diciamo così, ecco, è molto importante l'esempio. Puoi dire tanto con l'esempio più che con le parole. Puoi dire tanto con la testimonianza di vita più che con le parole. Più che il ciao, l'esempio di questa maestra. Io ormai ho tanti ex allievi, no, che incontro o che mi chiamano, mi invitano per fare una rimpatriata, eccetera. E l'anno scorso così mi hanno invitato i miei primi alunni di 50 anni fa, che oggi hanno 64 anni, 65, eccetera, e alcuni di loro mi hanno dato del tu. La cosa non mi ha colpito, non mi sono sentito offeso, perché sentivo in quel tu affetto, non mancanza di rispetto. Anch'io, quel ciao maestra, senti l'affetto del bambino per la maestra, e quando è vero? c'è Anch'io. affetto, no, vuol dire che si è stabilito un rapporto di confidenza sul quale puoi costruire poi il dialogo. Sono perfettamente d'accordo. Sindaco, allora l'ultimissima, cosa vorrebbe dire alla politica, Sindaco? Fra poco ci saranno le elezioni, tutti impegnati per le nuove cariche, stanno veramente aggrappandosi in tutte le maniere, hanno messo la colla su tutte le poltrone. Guai, cosa vuole dire invece lei alla politica, Sindaco? Vuole dire in bocca al lupo a tutti i candidati a questo punto, visto io non faccio parte di questa schiera, ma ho già fatto le rielezioni del secondo mandato 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, quindi in bocca al lupo a tutti i candidati. Vedo che c'è parecchio movimento anche qui locale, bene questo, che ci sia tanto movimento, che siano candidati, speriamo che ritorni un po' di passione anche alla politica locale in particolare, che è quella che vado io, anche quella nazionale. Non mi esprimo sulle europee, perché ci saranno anche quelle, però vedo che ne stanno già parlando tanto i media, i telegiornali nazionali, quindi non c'è, sicuramente ci ricorderemo che dobbiamo andare a votare, visto che ormai si parla solo di quello. Bravo Sindaco, i problemi invece sono altri che vivono anche i sindaci e anche noi come cittadini purtroppo. Grazie ai miei ospiti, al professor Raffaele Fogliero, docente di italiano e latino al Liceo Scientifico Pio X di Treviso, già docente, a Stefano Bosa, sindaco di Resana, secondo mandato. Grazie, pubblicità. Vi presento altri 2 graditi ospiti. Abbiamo Marco Vian in presenza, fondatore Sospiri Botaniche di Venezia. Grazie Vian di essere qui. Abbiamo anche Francesco Faraon, vice direttore Coldiretti di Treviso. E sono molto contenta di avere anche Faraon, perché questi sono i temi che riguardano tutta la popolazione. Questi i temi che viviamo tutti i giorni. Sono temi delicati, ma sono temi che veramente fanno fremere i polsi delle vene della Mirella, perché oggi ho il Banco Solidale aperto. In questo momento c'è questa squadra di volontari che darà da mangiare a più di 500 persone, pensate, tutti i mercoledì, non solo la Mirella con la sua squadra, ci sono le Caritas, le parrocchie, c'è una povertà che veramente fa rabbrividire, non ne parla nessuno. I banchi alimentari stanno aumentando, le persone non riescono più a fare la spesa nonostante lavorino. Ecco qua Vian, è giovane questo ragazzo. Nonostante lavorino non riescono più neanche ad arrivare alla seconda settimana del mese, perché i soldi sono pochissimo e la vita è carissima. Io vorrei parlare proprio con Vian adesso, proprio come uomo, come giovane, che sta cercando anche di dare un proprio contributo. Se la politica riesce a capire il valore della persona, il rispetto della persona, l'ascolto su quelli che sono i bisogni primari della persona. I ragazzi non si sposano, non fanno più figli
Ma mettetevi nei panni di questi ragazzi, dov'è questa luce nel tunnel per loro? Cos'è che offre la politica? La politica che sta parlando solo politichese, lo abbiamo sentito anche dal sindaco Bosi in questo periodo, in questa mattinata, invece di parlare dei problemi veramente che riguardano i cittadini, la popolazione, i bisogni che ci sono. Prego, Viamo. Beh, intanto grazie dell'invito, mi fa piacere essere qui. Noi abbiamo una piccola realtà che nasce su Venezia, sicuramente l'interfaccio con l'amministrazione, diciamo, non è così semplice, ovviamente lo sappiamo. Cerchiamo però attraverso i fatti, attraverso i nostri progetti di riuscire ad arrivare a loro sempre con delle idee, così abbiamo capito che catturiamo di più l'attenzione. Però sì, non è un tragitto semplice. Allora spieghiamo anche di cosa si occupa Marco Vian, prego. Noi nasciamo nel 2020, nasce dall'idea mia di poter realizzare una linea di spirits ispirati a una zona geografica ben precisa. Abbiamo scelto Venezia, appunto, uno perché la conoscevamo molto bene e due perché potevamo valorizzarla grazie anche all'isola di Sant'Erasmo, quest'isola nota per essere l'orto dei veneziani, è l'unica isola dove ci consente di lavorare il terreno e di produrre tutte le botaniche che poi andranno a comporre i nostri prodotti. Abbiamo iniziato con una linea di gin che oggi vanno molto in voga, quindi riusciamo ad arrivare anche a un target di persone molto giovani altrettanto, e cerchiamo di sensibilizzarle nel bere bene, nel riuscire a capire che prodotto sia davanti, quindi andare un po' più a fondo della semplice bevuta di tutti i giorni. Perché forse è proprio questo che abbiamo bisogno, capire anche cosa beviamo, esatto, cosa ci danno da bere. Perché è importante, è fondamentale, io lo dico sempre, cioè se tu mi dai uno spritz, visto che è tanto di moda e visto che lo bevono anche i ragazzini di 10 anni, adesso mi rivolgo ai genitori, per cortesia volete un po' controllare questi ragazzini quando escono di casa, cosa fanno e come arrivano a casa, perché guardate che si inizia già a vedere questa movida un po' che riguarda soprattutto questi bambini, perché sono bambini e bambine, ecco, nel silenzio assoluto, perché tutti sono bravi, tutti fanno le cose bene, che non è così, perché delle volte dice ma cosa sto bevendo, aiuto, ecco, e la professionalità invece che ci dovrebbe essere, perché vuol dire salute. Allora adesso vediamo proprio il servizio che la nostra regia ha preparato e poi lo commentiamo. Oggi siamo qui nell'isola di Sant'Erasmo a Venezia insieme a Marco, che ho potuto conoscere a Pianezza di Valdobbiadene, che stavano raccogliendo il ginepro e mi stava raccontando che anche con il ginepro di Valdobbiadene era possibile fare del gin, e da lì è partito questo invito a venire a trovarlo qui a Sant'Erasmo, nell'isola, dove lui comunque ha un progetto e lo sta raccontando di sostenibilità e anche di valorizzare questa isola e questo pezzo di paesaggio della Laguna Veneta. Ciao a tutti, sono Marco Viani e benvenuti a Sant'Erasmo, quest'isola nota per essere anche l'orto di Venezia. È un'isola un po' meno nota rispetto al nostro arcipelago lagunare, rispetto alle isole come Burano e Torcello. L'isola di Sant'Erasmo è sempre rimasta un po' dietro le quinte. Per il nostro progetto abbiamo avuto l'opportunità di rimetterla in risalto. È stata scelta anche per la nostra immagine di etichetta della nostra bottiglia, per il potere che ha di dare dei frutti, dei sapori unici alle materie prime che vengono fuori da questa terra. E i nostri ingredienti quali sono? Utilizziamo il carciofo violetto di Sant'Erasmo, quindi la star dell'isola. Questo carciofo viene protetto anche dal presidio Slow Food, appunto per la sua particolarità, e noi veneziani usiamo chiamare il prima gemma dell'anno castraura, appunto perché viene castrata sul nascere e ha delle particolarità rispetto ai botoli che sono completamente distinte. Noi utilizziamo il carciofo, appunto, e la salicornia come secondo ingrediente fondamentale. Volevamo un gin che ricordasse la nostra terra, ricordasse la nostra laguna, appunto, e la salicornia con le sue note salmastre che riesce ad avere immergendo le proprie radici sotto il livello del mare, riesce a donare al nostro distillato questa sensazione. Rimane molto molto minerale il gin dei sospiri, appunto. Oltre a salicornia e il carciofo utilizziamo altre botaniche più comuni come basilico, timo limonato e cardo mariano, a parte il ginepro che lo prendiamo a Pianezza e Valdobbiadene, che completano la nostra ricetta, una ricetta molto
molto semplice, appunto pensata per risaltare questo territorio. Il nostro gin è di tradizione britannica, quindi con poche botaniche distillate andiamo ad avere un prodotto che è stato pensato per la sua beva liscia. Qui a Venezia lo servono anche con un po' di seltz, noi a Venezia mettiamo il seltz un po' dappertutto come si mette nello spritz, quindi allungarlo con un po' di soda, un rametto di salicornia è il nostro perfect serve del gin dei sospiri. Anche per me riuscire ad aprire il cassetto con tutti i sogni era difficile in un momento frenetico di lavoro, di viaggi. Nel 2020 ho sfruttato questo Covid, io sono riuscito a trarne del beneficio prendendo il tempo per me stesso, avendo la possibilità finalmente di pensare ai progetti miei, a quello che veramente avrei voluto fare nel mio futuro. Il ginepro comunque è veneto, i ragazzi, i giovani sono veneti anche loro, la distilleria è di Crespano del Grappa e quindi vuol dire che c'è un bel mix di sinergie che portano sicuramente avanti l'economia del nostro territorio, ma non solo l'economia, la sostenibilità e anche l'entusiasmo dei giovani e della gente laboriosa del nostro territorio e della nostra regione. Allora adesso passo la palla a Francesco Faraon. Francesco Faraon, ma quanto belli siamo, ma quanto buoni siamo. E il problema è che non conosciamo, ma non perché per colpa nostra, un pochino, poi siamo anche un po' pigri, devo dire la verità, ma perché qualcuno dirotta il pensiero, anche il pensiero dell'agricoltura, in altre realtà che non sono quelle vicine al cittadino, sono altre realtà, sono realtà di business, sono realtà di Made in Italy. Se qualcuno vuole spiegarmi sto Made in Italy che sento, Faraon, cosa vuol dire per qualcuno, ma sempre, io lo dico specialmente ai politichesi, ai politicanti, non ai politici, perché quelli sono un'altra cosa, forse se li vedremo qualche volta saremo anche fortunati, ma i politichesi e politicanti che parlano in questo momento del Made in Italy, specialmente sul mangiare. Prego Faraon, e complimenti, Liam, bellissimo. Poi, prego. Il Made in Italy è semplicemente, ma proprio semplicemente, il prodotto agricolo, nel nostro caso agroalimentare, che si produce in Italia da aziende agricole italiane. Quello è il Made in Italy. Questo è il Made in Italy che vogliono i consumatori, ma non soltanto quelli italiani, anche nel mondo, perché l'Italia è conosciuta come un paese molto bello, ha degli scorci, insomma Sant'Erasmo ho avuto modo di conoscerla, è qualcosa di favoloso e non so se dire se per fortuna non è nel grande circuito del turismo, perché è una perla che va conservata, ma l'Italia è apprezzata per come lavora, per la qualità, per la gente, è apprezzata nel mondo. Il valore del prodotto agroalimentare è che nel mondo si vuole, agroalimentare italiano, che si vuole comprare, ma non è italiano, è stimato in circa 120 miliardi di euro all'anno. E questa cifra è il centro della battaglia che sta facendo Coldiretti. Quei 120 miliardi di prodotti che la gente, i consumatori nel mondo credono che sia italiano non è, perché viene giustamente, come diceva, camuffato, vestito, presentato come prodotto italiano, ma italiano non è. Ecco, farebbe effettivamente la fortuna della nostra agricoltura, ci renderebbe di diritto il primo paese per qualità agroalimentare nel mondo. Lo siamo già. Ma provate a pensare se tutti i prodotti che si pensa che siano italiani fossero effettivamente italiani. Questa è una cosa che abbiamo verificato per l'ennesima volta ieri e l'altro ieri al Brennero. Ogni tanto il Brennero è un'icona per noi, è la storia. Coldiretti va spesso, a partire dal 73, va a manifestare al Brennero per far vedere quello che entrano sui confini italiani, quello che entra dell'agroalimentare. E ogni volta sono sorprese. Ormai voglio dire, è un flusso continuo, ininterrotto di camion, perché il nostro traffico di merci è solo su gomma praticamente, e per il Brennero passa di tutto. Abbiamo avuto modo di verificare in questi 2 giorni che l'agroalimentare tipico nostro viene fatto da un'altra parte. Quei 120 miliardi non sono una fantasia, sono prodotti che ogni giorno entrano con i camion nei nostri confini e che una volta sono entrati magicamente diventano prodotti italiani. Vengono vestiti come prodotti italiani, vengono
colorati con il bianco, il rosso e il verde, che è il colore distintivo della nostra Italia, e vengono presentati ai consumatori, ma non soltanto i prodotti che conosciamo storicamente, ma ieri abbiamo avuto modo, ad esempio, l'ho verificato personalmente, che un camion di pesce e di anguille dal Mar Baltico ha come destinazione Chioggia e Comacchio. Io consumatore vado a Comacchio, mi vedo una città meravigliosa, vado a mangiare l'anguilla di Comacchio perché so che è fatta nelle valli di Comacchio, e poi vengo a sapere che invece viene fatta un'anguilla che viene prodotta e allevata nei mari del nord. Sono cose... C'è un'infinità di prodotti, soprattutto carcasse di suini che poi diventano magicamente prosciutti italiani, c'è tanto lattiero caseario, addirittura preincartato e già con l'etichetta del prodotto italiano, già fatto all'estero, anche quella la fanno all'estero. Quindi, voglio dire, abbiamo avuto modo di non raccontarcela noi, ma di presentare ai cittadini, ai consumatori italiani quello che sta succedendo ogni giorno. E la cosa più emblematica non è tanto i camion che, con l'aiuto di Guardia di Finanza, Carabinieri e Repressione Frodi, che abbiamo fermato, non solo i camion che abbiamo fermato, ma la coda infinita di camion che si era fermata prima della barriera aspettando che il presidio di Coldiretti fosse smontato per riuscire a transitare più tranquillamente senza essere fermati. Tutte le volte sono esperienze che toccano, anche perché poi abbiamo dati di questi giorni che da un anno a questa parte quasi, anzi no, più di una volta al giorno, sono 422 i casi segnalati di prodotti stranieri che entrano e che manifestano delle irregolarità o sono addirittura pericolosi. Allora, Presidente Faraon, direttore anzi, io voglio dirle una cosa però. Io ho fatto parte di un'associazione tanti anni fa che si batteva per la trasparenza dei commercianti, per cercare di far capire che già all'epoca, parlo di tanti anni fa, le cose stavano andando in maniera diversa. E cosa è successo? Che sono stata espulsa perché avevo il coraggio di dire quello che vedevo e quello che si sarebbe dovuto fare per salvare i centri storici. Perché i progetti c'erano e c'era la linea sia al centro commerciale, ma attenzione al centro storico, espulsa completamente. Andiamo avanti. Succede adesso che io ho la Coldiretti, però io ho anche altri agricoltori che non si riconoscono più nella Coldiretti. Perché? Perché, qua voglio arrivare, sono riusciti a mettere uno contro l'altro. Hanno lavorato talmente bene in questo che sono riusciti a fare questo. E questo fa male alla categoria, perché io ho ascoltato queste persone, sono agricoltori, gente che lavora, che suda, che sa quello che dice. E perché succede questo? Perché in tanti anni le associazioni di categoria, tutte, sono diventate commercialisti. Hanno guardato oltre quello che dovevano guardare. Il silenzio loro, che sapevano, perché sapevano, ha portato sì che adesso non solo io ho il banco solidale con i poveri, abbiamo i poveri contro i poveri, non se la prendono quei ricchi, se la prendono quei poveri, quello è nero, non devi dare perché è nero quello. Se la prendono con gli agricoltori, tu non mi rappresenti più, cosa vuoi da me? Io lavoro, mi faccio un mazzo così, non hai portato avanti le battaglie giuste, la faccio da solo, mi faccio un'altra associazione, già non ne avessimo. Allora capisce, direttore, che forse fare un passo indietro, essere un po' più umile, ascoltare questi giovani, capire veramente non la multinazionale, cosa vogliono questi giovani, i nostri giovani, come aiutarli, come supportarli in queste attività. Non guardare il business, perché stanno ancora guardando il business. Noi abbiamo i migliori formaggi, direttore, lei lo sa, ma le cagliate andiamo a prenderle in Germania? Sono là le cagliate. Dica se sbaglio.
I formaggi sono buoni, ma le cagliate sono in Germania. Chi ha permesso questo, direttore? Nel silenzio totale di tutti, quando abbiamo saputo questa cosa. Cos'è il Made in Italy? La regione, i bollini, i famosi bollini della regione che doveva mettere per il prodotto, che fine hanno fatto? Chi è che ne ha più parlato? Dovevano essere le associazioni di categoria che controllavano, che guardavano. Invece sono andati tutti da un'altra parte. Noi ci troviamo i poveri contro i poveri, agricoltori contro agricoltori, Viando a poco reggimi se sbaglio, industriali contro industriali, basta vedere le elezioni, tutti uno contro l'altro. E chi dovrebbe tenere il pallino in mano, che è la politica, il politico, non il politicante, sta andando tutto da un'altra parte. In questo momento che noi abbiamo bisogno di risposte. La poltrona europea, la poltrona che... Cioè, ma vi rendete conto anche voi che fatica? Perché lei è una brava persona, direttore. Ma come fate a parlare con questi uomini che hanno lavorato una vita con le quote latte, con di tutto e di più, li hanno azzerati. Continuamente devono cambiare i prodotti. Io mi ricordo il radicchio di Maserà, quando sono andata da questo agricoltore, un fiore all'occhiello. E no, devono fare la strada, la terza corsia, perciò il tuo radicchio, e chi se ne frega del tuo radicchio? E sa cosa era stata la risposta dei grandi delle autostrade? Cambia prodotto. E perché devi fare il radicchio? Chi se ne frega del tuo radicchio? Cioè, direttore, fai fatica a spiegare a questo agricoltore, come ha detto, che ha lavorato una vita, che ha cercato di dare proprio la nicchia del prodotto, un prodotto meraviglioso. E no, perché nel supermercato, ai supermercati il tuo non vale perché è poco, e chi se ne frega del tuo poco, senza guardare la qualità. Ma abbiamo puntato tutto sulla quantità, facendo delle sporchezze incredibili. Direttore, poi sentiamo Viando. Aia. Sì, no, ma assolutamente. Guardi. Allora, il concetto di Made in Italy, come Made in Italy dell'agroalimentare, lo ha portato avanti Coldiretti, e io le dico, la prima manifestazione l'abbiamo fatta nel 73, quindi sono passati un po' di anni. Da allora ne abbiamo fatte 15 manifestazioni al Brennero, non sono solo quelle. C'è tutta la legge la legge di orientamento che l'ha voluta Coldiretti e l'ha portata avanti Coldiretti. C'è tutta la legge sull'etichettatura. È solo Coldiretti, e ripeto, solo Coldiretti, che ha portato avanti il concetto che se tu hai un prodotto davanti devi sapere da dove viene, dove è coltivato. E un prodotto è Made in Italy se è coltivato in Italia, non è Made in Italy se è confezionato in Italia. Queste cose le sta portando avanti Coldiretti dal 73, prima manifestazione fatta al Brennero. Negli anni 90 è stato proprio il boom, è il momento in cui il consumatore cittadino, in cui abbiamo fatto il patto con i consumatori, che gli abbiamo detto: guardate che dateci una mano a difendere i Made in Italy, siamo da soli a difendere i Made in Italy. Il Made in Italy è garanzia di sicurezza per le aziende agricole, garanzia di sicurezza per il reddito, le imprese agricole, e garanzia di sicurezza per la salute alimentare dei cittadini consumatori. Questo l'abbiamo portato avanti da sempre, è il centro della nostra battaglia sindacale. Poi gli strumenti della battaglia sindacale nel tempo si sono evoluti, oggi sono molto sofisticati, perché se noi siamo riusciti a portare 10.000 persone, imprenditori, in 2 giorni al Brennero, in uno spazio ristretto, in condizioni molto precarie, in maniera organizzata, senza che succedesse niente, non è perché le cose sono andate bene, è perché Coldiretti ha messo in moto una macchina organizzativa impressionante che ha fatto sì che quelle manifestazioni fossero viste in tutti i media a livello nazionale. Guardiamo anche le immagini, principali, in cui non succedesse niente di pericoloso per chi era là e per chi transitava per le strade. Quindi questo tipo di, di battaglia sindacale organizzata, e che parte dal concetto della concertazione con i governi e con le autorità, è la nostra strategia sindacale. Noi sono 30 anni che non usiamo più i trattori per andare in piazza. Se volessimo avremmo 2 milioni di trattori sulle strade italiane, non è un problema. Siamo riusciti a organizzare quella cosa là. Ma direttore, facciamo la parentesi, vuoi sentire anche Vian. Ma la mia domanda è anche questa, e penso anche a casa se la facciano. Ma riuscirete a fermare tutti quei camion fermo che stanno aspettando? C'è la volontà politica, non vostra, di fermare quei camion? Oppure ormai siamo andati
oltre, che sarà impossibile fermare, ne fermerò 2, ma ne passeranno altri 8 sotto altre forme, perché fatta la legge, fatto l'inganno? Fermo, direttore, perché abbiamo Giulia da Venezia, poi mi risponde e sentiamo anche Vian. Vai Giulia! Sì, Mirella, ciao, buongiorno anche agli ospiti che hai là e buongiorno a tutti. Allora, Mirella, volevo dire, visto che hai là 2 persone che parli anche a riguardo di agricoltura, che portano via, Mirella, il raccolto dai campi senza prezzo. Pensa tu, Mirella, mio fratello ha 4 campi, sicché quelli là vorrebbero spazzarli via. Hanno pagato il grano 9 euro per quintale di meno. Allora lui cosa ha preso? Quando paga tutte le spese, quei 9 euro là erano il suo guadagno. Mirella, è una disfatta questa qua, Mirella, perché vedo anche il giovane che hai là, che tu dici tutto quello che hai detto è la verità. Perché, Mirella, come fanno a farsi una famiglia con lo stipendio che prendono? Non lo potranno mai, Mirella, ma è una cosa che dovrebbero pensarlo questi politicanti, come dici tu, Mirella, ma non lo fanno perché vedi che stanno parlando di tutt'altra cosa. Ma guarda, Mirella, che è una cosa vergognosa questa qua, perché anche i stipendi, la ministra là che si riempiva la bocca, che dovrebbe vergognarsi perché ha detto il falso in Parlamento, dovrebbe andare via senza che nessuno glielo chiedesse, perché lei era quella che diceva che i giovani erano nel divano, che non avevano voglia di far niente. E invece era lei nel divano e anche faceva qualcos'altro. Grazie Giulia, devo andare avanti, sei stata molto chiara, ti ringrazio della telefonata e del supporto che stai dando anche a Vian, e vedo che anche il direttore Faraone consente a quello che ha detto questa diversamente giovane che ha vissuto nella propria pelle. Giulia, quando racconta che veramente, quando ad esempio il riscaldamento, io mi vesto alla mattina e mi metto 3 paia di pantaloni, 4 maglioni, perché devo stare ai 16-17 gradi, dammi a dirglielo a qualcuno che vuole che Giulia, dopo quello che ha passato, si riscaldi con 17 gradi e lui a casa ne ha 37, se basta. Allora Vian, e poi andiamo da Faraone, perché è molto importante anche l'immagine che abbiamo visto, questa Giulia che capisce il problema dei giovani, eppure non è un problema suo, per lei ha puntato su di voi. Come fanno questi giovani? Come fanno a mangiare bene, a mettere su famiglia, a studiare? Perché ce n'è dappertutto, non è che manchi qualcosa a voi, non avete voglia di lavorare, non lavorate il sabato e la domenica, prendete il reddito di cittadinanza, che se non è vero ve lo posso assicurare, ma questo è passato il messaggio. Poveri contro poveri, prego Vian. Beh, sicuramente generalizzare non fa mai bene. Sicuramente ci sarà una fetta di popolazione in super crisi e questo si vede tutti i giorni. E io posso parlare dal lato mio ogni giorno scendo in campo, come si diceva a Venezia, per cercare di guadagnarmi tutto questo. Poi magari non ho ancora questa attenzione o questa esperienza per poter argomentare come abbiamo fatto in precedenza, però sicuramente dal lato mio cerco di andare un po' oltre a quello che possono essere i problemi o tutte le chiacchiere paesane e cerco di concentrarmi sul mio, entro nel mio tunnel e ogni giorno vado a realizzare obiettivi per obiettivi. Però se fosse più semplice anche per voi, anche questi bandi che ci sono regionali, questi bandi, perché è così complicato? Ma perché così complicato? Perché il bando lo deve vincere qualcuno, non tutti, se partecipano tutti hanno le idee chiare su quello che è il bando e non faccio più il bando per chi voglio io. Lino da Mantova, abbiamo anche Mantova stamattina, vai Lino caro. Buongiorno signora Buongiorno. E anche ai suoi ospiti. Volevo dire una parola gentilmente col signore qui dei coltivatori diretti. Lui c'entra qualcosa con la campagna amica, dopo lo dico il perché. Campagna amica. Sì, poi prego, parla Lino e poi ti risponde, veloce. Sì, veloci.
che non hanno nessuno scritto che il prodotto sia suo o biologico, se qualcuno ce l'ha. Non parlano di queste cose. Lei ha fatto bene a dire, quello dei coltivatori diretti, non la molitura solo, ma dove viene il grano turco, dove viene tutto il resto. Giusto, deve essere chiaro l'etichetta, io me ne intendo perché sono ex commerciante. Però voglio dire, questi della Campagna Amica, mi scusi se uso il nome della Campagna Amica, hanno tutto là, no ma quale, il prodotto è mio, no, mi faccia vedere se è suo, la certificazione, qualcosa, lei dice che c'era biologico, non biologico, no, tutto là ammucchiato. Parlo di 2 mercati qui a Mantova e così anche in altre parti. Perché non dichiarano sul cartellino? Grazie Lino, sei stato chiaro, perché la trasparenza è quella che chiede. Sentiamo il direttore Faraon, prego. Allora, prima rispondo al signore che ha perfettamente ragione sul tema, che è assolutamente necessario capire la provenienza dei prodotti, se quelli sono prodotti dell'azienda o se sono prodotti che sono stati acquistati al mercato. Campagna Amica si riconosce perché ha un colore di base che è il colore giallo e il nome è Campagna Amica e dei segni distintivi sulle singole, sui mercati o sulle singole postazioni di vendita. Tutta Campagna Amica a livello nazionale è soggetta a un sistema di autocontrollo che prevede l'ente terzo, cioè c'è un ente che è pagato ed è indipendente, fa quello per lavoro, è pagato direttamente dalle imprese agricole perché possa andare a controllare i vari punti vendita e i vari mercati. Nel momento in cui individua dei prodotti che poi non sono coltivati dall'azienda oppure non sono tracciati, perché devono essere prodotti che devono essere agricoli e italiani, quindi comprati eventualmente in maniera non prevalente da altre aziende agricole italiane, questa cosa è certificata da un sistema di certificazione autonomo fatto da un ente terzo. Nel caso in cui a fronte di un controllo si verificasse che queste cose non succedono, l'azienda si deve regolarizzare immediatamente. Nel caso fosse recidiva, viene tolta immediatamente da Campagna Amica, non può più usare il logo di Campagna Amica. Non solo, ma Campagna Amica, l'associazione, si rivale nei confronti dell'azienda per danno d'immagine. Quindi io voglio rassicurare tutti i consumatori che vanno nei mercati o nei mercati di Campagna Amica o nei mercati dove ci sono aziende di Campagna Amica. Dove c'è il logo di Campagna Amica, là c'è un sistema di certificazione, costoso peraltro, che le aziende si pagano per dire questo è prodotto mio o dell'azienda vicina e io te lo dimostro. Puoi venire in azienda a verificare, ma comunque c'è un ente terzo che è già venuto a verificare e mi dice che io sono a norma. Questo è quanto noi riusciamo a fare e i consumatori fino ad oggi lo hanno apprezzato. Allora, direttore Faraon, però noi abbiamo assistito anche a questa pasta italiana, Made in Italy, che grazie a un'indagine giornalistica, un bravo giornalistica, ha scoperto che di grano italiano non ce n'era proprio. Allora è stata questa indagine giornalistica, e dico veramente bravo a questo giornalistica, che si è accorta che le cose non giravano così, nel silenzio di quelli che dovevano controllare e non l'avevano fatto. All'improvviso è successo il pandemonio, cioè di grano italiano, ciao. Allora, come lo spiega a quello che è a casa, che ha preso la pasta che era scritto grano italiano, nel silenzio totale di quelli che sapevano? Ecco perché ho detto quanti camion riuscirete a fermare ormai. Prego, direttore. Io la ringrazio della domanda perché mi dà modo di chiarire una cosa che insomma, è bene ripetere continuamente. Coldiretti da sola non può fare niente, può fare molte cose ma non può fare ovviamente tutto. Ha bisogno dell'appoggio dei consumatori, ha bisogno dell'appoggio della gente che è intellettualmente onesta, che vuole sapere come stanno le cose. Noi sappiamo che allora, tutte le norme sull'etichettatura obbligatoria che partono dai primi anni 90, poi per i formaggi e poi per le carni ancora non è assolutamente completa, e per l'ortofrutta,
è stata voluta e perseguita da Coldiretti, nonostante ci sia della gente che dice ma che cosa fa l'organizzazione? L'organizzazione sta lavorando giorno dopo giorno per queste cose e quello che abbiamo oggi in Italia non è quello che abbiamo in Europa. La normativa europea è molto più permissiva perché non c'è una Coldiretti europea rispetto a questo, ma ci arriveremo, ci stiamo arrivando, perché nella 2 giorni che abbiamo passato al Brennero abbiamo anche lanciato e proposto una legge di iniziativa popolare a livello europeo che tenga in considerazione alcune cose fondamentali, proprio quello che diceva lei. Allora, la prima cosa, il prodotto non deve essere, i formaggi italiani sono fatti in Italia con latte italiano e questo deve essere chiaro. Deve essere chiaro non soltanto nell'etichetta, ma deve essere chiaro anche nei sistemi di controllo e di tracciabilità. E deve essere chiaro anche ai consumatori che, nonostante lo sforzo che Coldiretti mette in campo da sempre, abbiamo bisogno anche della loro collaborazione, della loro denuncia rispetto a situazioni che loro improvvisamente scoprono o che vogliono sapere. Noi stiamo facendo questa legge sulla proposta di legge, una raccolta firme per una legge europea che prende in considerazione 3 cose soprattutto. Allora, primo, quello delle minime lavorazioni. Non è possibile che del pomodoro cinese che arriva in bidoni qua in Italia ai nostri porti diventi conserva italiana. Questo non è possibile, questo succede, questo anche la stampa e la televisione l'ha dimostrato varie volte. Però è quello che noi denunciamo, le minime lavorazioni, cioè il semplice confezionamento con la carta con su scritto prodotto italiano non è sufficiente per rendere quello prodotto italiano, perché quello sarebbe effettivamente una magia, per adesso non ci riusciamo. Poi, altra cosa, allora il concetto di reciprocità vuol dire che se i miei prodotti che io coltivo in Italia sono sottoposti a norme, regole, controlli rigidi per garantire i cittadini consumatori, lo stesso deve essere per i prodotti che noi importiamo. Quello che stavo dicendo prima, 422 segnalazioni di prodotti che sono stati denunciati per un allarme sicurezza alimentare nell'ultimo anno, dicono che ortofrutta, pesce, carne e lattiero-caseari in particolare, ma diciamo un po' tutto l'agroalimentare che entra ha problemi o di sicurezza per presenza di biologici, batteri e cose di questo tipo, o per presenza di prodotti fitosanitari che noi abbiamo bandito da anni, o per non mantenimento della catena del freddo. Insomma, ci sono 422 segnalazioni nell'ultimo anno di prodotti che fanno male, che sono stati individuati. Allora, questa cosa, la reciprocità, deve essere garantita. Io lavoro bene, il prodotto che importo deve essere fatto con le stesse regole. E questo è il secondo punto che... Terzo punto, maggiori controlli alle frontiere. Non basta quello che facciamo noi serve per comunicare che c'è un problema. Abbiamo bisogno che alle frontiere e ai porti il prodotto che arriva sia aperto, sia confrontato con le bolle, sia analizzato. Il cittadino italiano ha bisogno di queste garanzie, che non gliele può dare Coldiretti. Coldiretti può solo denunciare qualcosa che sta succedendo. E poi la normativa sull'indicazione dell'origine dei prodotti. Abbiamo fatto molto, in Italia siamo arrivati all'80% quasi di prodotti, una buona parte, compresi i salumi, sono in deroga, adesso vediamo quello che succede a fine anno. Siamo arrivati a un buon livello di tracciabilità obbligatoria in etichetta dei prodotti. Però in Europa non è così. E anzi l'Europa ci è contro rispetto a questa cosa. Fermo direttore, fermo. Poi voglio sentire. Mi scusi, ma in Europa non abbiamo anche i nostri parlamentari? No, perché noi parliamo dell'Europa come fosse un caso a sé, che noi non c'entriamo niente. Mi sembra che noi abbiamo dei parlamentari, anche del territorio, strapagati, che dovrebbero segnalare quello che segnalate voi, i problemi che ogni paese ha, perché non abbiamo tutti gli stessi problemi. È inutile che tu mi dici, Europa, di fare 8 sale operatorie se io ne ho già 10. Ma l'Europa non sa che io ne ho 10. Faccio l'esempio molto semplice perché deve arrivare a casa. E allora, se i nostri parlamentari europei, visto che adesso stanno facendo tutti la scalata, perché basta che io abbia fatto 15 anni in regione e vado in Europa, no, calma.
Hai fatto 15-20 anni in regione, però dimmi cosa hai fatto in regione e poi forse ti promuovo. Non sei tu che devi promuoverti, sono io che devo decidere chi mandare in Europa in base a quello che tu hai prodotto, perché se guardiamo gli anni non andiamo da nessuna parte, caro direttore, e le multinazionali la stanno vincendo dappertutto. Scusate, sapete che io sono quella che sono, dico quello che penso. È tardi, direttore, è tardi, perché il business è arrivato talmente alto, è talmente in alto, è talmente grande che non lo potete più fermare, perché vi stanno isolando, stanno mettendovi uno contro l'altro. E lei ha detto bene, noi abbiamo bisogno di squadra, abbiamo bisogno di tutti, ma se io consumatore ho capito, lei l'ha capito, Vian l'ha capito, ma il politico, perché là è la stanza nei bottoni che si decide come mi devo comportare, cosa devo fare, non ascoltano e mi continuano a mandare in Europa persone che non sanno neanche di cosa lei sta parlando, che se parliamo di Cagliate non sanno neanche cosa sono. Non andiamo da nessuna parte, noi continueremo a vedere l'uno contro l'altro, ma ne pagheranno la conseguenza questi ragazzi che hanno tutta la voglia, avete sentito, e l'entusiasmo di fare, perché li segheranno, direttore, li segheranno, perché io quando ho avuto, e lo dico sempre, ma lo voglio ricordare, state attenti, sveglia Veneti, svegliatevi, questo direttore, questo professore di diritto internazionale, perché ho la fortuna di avere eccellenze sedute qua, e ha detto, ma mi scusi Mirella, quando io parlo di diritto internazionale in Europa e mi trovo Iva Zanicchi, con tutto il rispetto che ho per Iva Zanicchi, cito sempre questo esempio, capisce bene che non ci siamo proprio. Stiamo parlando di un professore di diritto internazionale che l'Italia rappresenta, ma con tutto il rispetto che ho per questa cantante, per carità, ma come faccio, ha detto, di cosa parlo? Capisce allora che se le segreterie dei partiti non riescono a capire l'importanza della competenza e della squadra, questa squadra che c'è in Spagna, che c'è in Francia, hanno già ripresentato i progetti per i fondi, hanno già vinto, hanno già speso, ma non vorrà mica dirmi che siamo i migliori del mondo, perché lo siamo come ricercatori, come scienziati, come tutto, come creatività. Non riusciamo a fare questo? Ma capisce, direttore? Prego, voglio sentire anche questo giovanotto. È frustrante solamente ascoltare queste cose qui. Alla fine penso che sia importantissimo che noi abbiamo qualcuno su cui appoggiarsi perché pensino a sistemare questa cosa. È difficile chiedere anche ai vari artigiani, produttori, di poter occuparsi di questo. E noi dobbiamo avere qualcosa su cui appenderci, qualche speranza, e speriamo anche di vedere, che si possano vedere i risultati, insomma. Anche perché io sono dell'idea, direttore, che voi avete delle brave persone che potete mandare in Europa. Perché noi abbiamo bisogno che questi tavoli siano fatti da persone competenti, che sanno del problema. Si parla di agricoltura, uno deve avere un esperto di agricoltura. Si parla di sanità, uno deve avere un esperto di sanità. Noi non possiamo mettere i trombati continuamente, io li ho sempre chiamati così perché così si chiamano, se qualcuno mi dice che hanno un altro nome, perché non ne verremo fuori e siamo, avete visto le immagini di Venezia, di Sant'Erasmo, siamo il bel paese, i turisti che arrivano da noi quando tornano a casa, io non so, perché veramente me lo dicono i presidenti degli albergatori, dei ristoranti, i tassisti dicono ma è una meraviglia, perché mangiano bene, siamo musei a cielo aperto, non manca niente, arriviamo in Europa, zero, contiamo zero, Presidente. Abbiamo un'altra telefonata, chi è in linea? Sono Roberto da Salzano. Ciao Roberto. Volevo fare solo due domande a quello della Confagricoltura. Volevo sapere, siccome a me il prosecco mi piace anche il radicchio trevigiano, volevo sapere come mai che negli ultimi anni nella mia zona, io abito nella zona di Venezia, Salzano, Milano, quei posti là, ci sono un aumento enorme di vitigni, di prosecco,
quando una volta il Prosecco c'era una zona specifica del Prosecco, come il Radicchio Trevigiano c'era una zona specifica del Radicchio Trevigiano ed era un'eccellenza. Come mai adesso si fa il Prosecco dappertutto? Volevo solo sapere questo, anche il Radicchio Trevigiano viene fatto dappertutto, non c'è più il sito pregiato, si può fare dappertutto. La saluto, la ringrazio. Scusa Roberto, guarda che Zai ha portato il Radicchio Trevigiano nella Luna, vi ricordate che ha portato, ti meravigli, e il messaggio l'aveva già mandato, vado nella Luna, perciò quando sei nella Luna, prego direttore. Allora, il tema del radicchio di Treviso è un tema che stiamo affrontando ed è un tema anche che speriamo di risolvere. Perché il Radicchio di Treviso ha un'area, è un IGP, quindi è un prodotto di fatto a denominazione protetta ed ha un territorio di vocazione che è già certificato, è quello, sono quei comuni là. Però diciamo che è nato nel 92 come certificazione, 92-94, adesso mi ricordo bene, come certificazione, ed è nato nelle due, come era allora, si chiamava Radicchio di Treviso sia il precoce che il tardivo, ed è un'anomalia, oggi non sarebbe più così, non si riuscirebbe più a portare avanti in Europa un prodotto così diverso con la stessa denominazione, e quindi è un prodotto che non si è riuscito. C'è un consorzio che lo sta valorizzando, ma si sta facendo molto anche al di fuori del territorio. Se lei vede, non viene venduto come Radicchio di Treviso, ma come Radicchio precoce o Radicchio tardivo. Quindi lei come precoce lo può fare anche a Ferrara. È un radicchio precoce o un radicchio tardivo, si fa a Ferrara e si vende come tardivo. Ormai purtroppo nella mente dei consumatori quel Radicchio di Treviso, che è l'unico prodotto che identifica una città, Treviso, e che avrebbe tutto il diritto di avere il suo nome, purtroppo viene conosciuto come Radicchio tardivo, e lo fanno da tutt'altra parte. Non è fatto con l'acqua delle risorgive di quel territorio, nel clima di quel territorio, nella tradizione, e neanche utilizzando il seme della selezione massale del territorio, ma viene fatto un po' così. Sappiamo che è un problema, stiamo cercando di metterci le mani, non è facile, perché è difficile impedire a un'azienda di Rovigo di fare un radicchio tardivo, non lo si può fare. Si può fare solo valorizzando sempre molto di più il Radicchio di Treviso e farlo conoscere come Radicchio di Treviso. Questo per quanto riguarda il radicchio. Per quanto riguarda il Prosecco, sì, lei probabilmente si è accorto che non ci vuole molto, insomma, che la produzione di Prosecco è aumentata negli ultimi anni, ma è aumentata secondo una metodologia controllata, perché c'è una domanda, e per fortuna c'è una domanda importante di Prosecco nel mondo, e in Italia, ma soprattutto nel mondo, e per una volta che un prodotto italiano funziona è molto importante che ci sia disponibilità di questo prodotto. C'è un consorzio, anzi sono 3 i consorzi del Prosecco che stanno lavorando bene per garantire la possibilità di vendere all'estero con tutto quanto previsto dalla normativa, per evitare soprattutto quelle che si diceva prima, l'Italian Sound, le contraffazioni, perché non tutti sono perseguibili se utilizzano il nome Prosecco. In Australia no, ad esempio, o quantomeno, insomma, so che c'è una battaglia legale. Quindi nel mondo si vuole consumare Prosecco. Si pensa e si sa che il Prosecco è italiano, dobbiamo dare il nostro prodotto, che per fortuna è molto richiesto, dobbiamo soprattutto difenderlo anche qua dalle contraffazioni. Però è una realtà che ormai è contingentata, non aumenterà, è questa, da anni. È questa realtà, ma è chiaro che un prodotto che è un prodotto fortunato, che è un prodotto buono, che tutti ci invidiano, ha caratterizzato e un po' modificato anche il nostro ambiente, però, come dire, ci ha portato anche l'UNESCO. Quindi, voglio dire, bisogna anche essere attenti e fiduciosi nei confronti dei cambiamenti. Non sempre i cambiamenti sono negativi, in molti casi i cambiamenti possono portare delle cose positive sia per le aziende che per i cittadini. Allora io vorrei tornare a questa isola di Sant'Erasmo con queste delizie che abbiamo, di una bontà infinita, perché come diceva Faraon la zona è fondamentale, l'acqua è fondamentale, ecco, il clima è fondamentale, ma piccolo e bello,
ma riuscirà a sopravvivere Faraon? Perché il buono, il garantito, quello che ha proprio sapore che ti fa ritornare indietro nel tempo, lo trovi là. Ma riuscirà a sopravvivere, visto come stanno accelerando, come anche nel Prosecco, caro direttore, io ho seguito un'azienda piccolina che aveva il Prosecco e ne ha acquistato un terreno, ha allargato un pochino, ma il numero delle viti, se io ho 20, tutto il mio Prosecco viene cancellato e non te lo pago più come Prosecco, ma se tu hai 50, faccio dei numeri a caso, tanto lei li conosce, ma se tu hai 50 sei Prosecco. Allora guardiamo la qualità o continuiamo a guardare la quantità? Perché lei sorride, ma io vedendo questa famiglia di bravi giovani, direttore, senta tutti i ragazzi giovani come lui, senza il papà che è morto, con questa mamma che non sta in piedi, che lavorano la terra 7 giorni su 7, che non sanno cos'è il Natale, la festa, una pizza, perché c'è sempre sui campi, perché piccolo e bello, ma aiuto che il lavoro non viene supportato da nessuno, neanche dalla Coldiretti, che non li ha tutelati. Perché? Ma non perché, perché la legge è chiara. Se hai 50 io posso aiutarti, ma se hai 20, ma nessuno mi ha detto che se arrivavo a 50, avevo la denominazione, mi vede tagliare via tutti i 20. Prego, direttore. No, il mio sorriso sono un sorriso di simpatia nei confronti dei giovani che in Coldiretti hanno ampio spazio. Noi abbiamo un movimento giovanile che è notevole, cresce continuamente, si confronta, dialoga ed è molto, come dire, molto sul pezzo, come si dice, no? Anzi molto di più rispetto agli imprenditori che non sono più giovani. Quindi c'è un'attenzione particolare che Coldiretti dà ai giovani. Coldiretti non può fare le leggi, Coldiretti prende, come dire, prende in considerazione le singole istanze anche da parte delle aziende proprie associate e cerca di dare una mano e di risolvere sempre il problema. È chiaro che poi voglio dire, non siamo taumaturghi, ma abbiamo molta attenzione per i giovani. Per quanto riguarda la realtà di Sant'Erasmo, che è solo emblematico il fatto che parliamo di Sant'Erasmo, ma nel caso mio ho un ricordo, perché a Sant'Erasmo l'ho frequentata nei primi anni 90 e ho fatto una piccola pubblicazione sul carciofo violetto di Sant'Erasmo, che era una realtà consolidata. Da sempre si diceva, ma cos'è questa cosa che là fanno i carciofi? Beh, è una realtà particolare quella e come tale va venduta, nel senso che è l'unica isola di Venezia che ha una superficie tale che può consentire, allora erano 40 aziende agricole e tutte piccole e con un'età media anche molto elevata. E abbiamo scoperto in quella pubblicazione che abbiamo fatto col CNR, abbiamo scoperto che c'è una particolare vocazione per il carciofo, è l'areale di produzione vocato più a nord d'Italia, perché di solito si ferma a Chioggia, il carciofo violetto di Chioggia. E quindi questa cosa ci aveva abbastanza. Abbiamo fatto una bella ricerca su Sant'Erasmo, ma questo mi serve per dire che le peculiarità del nostro chilometro zero sono ricchezza, bisogna valorizzarle insieme. Il carciofo di Sant'Erasmo, ma tutte le realtà che poi a quello si collegano, che sono connesse col carciofo di Sant'Erasmo, sono suscettibili di una potenziale capacità di impresa piccola, giovane e però molto penetrante. Glielo dicevo prima di entrare in trasmissione, che l'idea che avevamo allora era che il carciofo di Sant'Erasmo, proprio per la sua unicità di carciofo di Venezia, fatto a Venezia, poteva essere esportato in Giappone, per dire, a prezzi impressionanti. Lui giustamente dice meno male che ce lo mangiamo noi, ha perfettamente ragione, ma per dire le potenzialità dei territori sono impressionanti. In Italia l'Italia è il paese dei 1000 campanili e quindi dei 1000 prodotti diversi, che possono essere ricchezza, bisogna gestirli bene. Coldiretti, consumatori e tutte le persone che amano, hanno a cuore i nostri paesaggi, i nostri territori e i nostri sapori.
Infatti lei ha detto una cosa giustissima, 1000 prodotti, ma purtroppo io aggiungo purtroppo 1000 campanili, perché se ci fosse un campanile e fatto da 3-4 campanili forse le cose si sistemerebbero. Il problema è i campanili che abbiamo, specialmente nel nostro territorio, ma in tutte le situazioni vale queste, che non ti permettono di andare avanti, ecco, di fare squadra, ecco, ti dividono e questo fa male, però fa bene alla politica perché dividi e ti impera, questa è la verità, direttore. Comunque la ringrazio di essere stato con noi, cerchi di sostenere queste realtà giovani che sono importantissime, anzi io dico grazie a Razzolini, questo giovane ragazzo che è in politica, che sta cercando invece di dare una mano, perché lui fa i fatti, va a incontrare questi ragazzi, me li chiama, me li porta, io li faccio sentire, perché questo è il futuro, è là il futuro che forse qualcuno non si rende conto. E se togliamo questo futuro, visto che ne abbiamo anche pochi, cerchiamo veramente di coltivarli bene. Cosa dice il direttore Faraon? Puntiamo sui giovani, ascoltiamoli, cerchiamo di sburocratizzare veramente la politica, perché stanno continuando a fare questo. Siete una forza, portate i trattori, ve lo dico io. Se non basta, tirate fuori un'altra volta i trattori, perché i numeri alla politica fanno paura, i trattori fanno paura. Abbiamo visto, li abbiamo sentiti, hanno ritrattato quello che avevano detto di fare, perché vi hanno visto. Eravate in tanti, direttore, e i numeri fanno paura, ma voi avete i numeri per portare avanti le loro battaglie, perché loro non ce la fanno da soli e voi senza di loro non andrete da nessuna parte. Chiudiamo con te, dai, vai, cosa vuoi dire? Beh, no, sicuramente tutto quello che è stato detto serve per portare avanti non solo i piccoli artigiani, ma tutto il sistema, no? Quindi sicuramente l'unione fa la forza, anzi a proposito noi abbiamo aperto una community di professionisti del settore che si aiutano i vari produttori, ma anche i clienti finali, appunto per sensibilizzarli in tutto quello che facciamo. Quindi cerchiamo nel nostro piccolo di arrivare al cliente finale con tutte le informazioni del caso per poter far sì che lui sia consapevole di quello che sta scegliendo. Perché ci credete? Sì. Cioè ci credete, questo lavoro che hanno scelto, questa visione che hanno del loro futuro è chiara, allora aiutiamoli. Direttore, come ci saluta e che messaggio vuole dare? Il messaggio è quello che ho detto prima, produttori agricoli e consumatori sono un tutt'unico, consumatori cittadini prima e consumatori italiani sono un tutt'uno. Noi stiamo lavorando per noi e per i nostri consumatori, per i nostri cittadini, cerchiamo di essere più vicini, di comprenderci, come dire, di essere sul pezzo. Perché non è possibile che ci interessiamo alle cose quando succedono le cose particolari, dobbiamo stare sempre, come la sua trasmissione deve essere seguita, è solo là, attraverso la conoscenza delle cose che succedono e attraverso anche il riconoscimento dei protagonisti che fanno succedere le cose che si può andare avanti, se no le cose ci capitano e quando ci capitano di solito non riusciamo mai a reagire bene. Ho la fortuna di avere una trasmissione seguitissima, come avete sentito chiamano non solo da Mantova ma anche dall'estero, perché con internet fortunatamente, ecco qua, ecco un grande aiuto alla tecnologia, perciò questa voce sarà sentita tantissimo, queste voci, ma soprattutto ecco il mio rammarico è che deve sentire, forse non sta ascoltando, perché i messaggi sono chiari, abbiamo bisogno di accelerare, di risposte a breve termine, non a medio e lungo termine, perché veramente i problemi sono veramente tanti e se non risolvono questi problemi veramente non ce ne sarà per nessuno, nonostante siamo il bel paese che tutti invidiano e che tutti vorrebbero venire a visitare. Grazie, grazie. Pubblicità. Ci siamo già incontrati, abbiamo già fatto le nostre, abbiamo già preparato determinate cose, ci incontreremo di nuovo fra un mese e andremo avanti per la nostra strada, come è giusto che, come abbiamo deciso di fare. A parlare è il padre del 17enne arrestato per la rissa in vicolo Rialto. L'incontro dopo l'uscita dalla questura, l'uomo ha voluto un faccia a faccia con Luca Gobbo, il professionista fiscale residente in Svizzera, brutalmente picchiato per difendere una donna dai suoi insulti. Lui ha
espresso quanto gli dispiaceva tutto quanto e mi ha chiesto come stavo e poi ci siamo abbracciati. A lui gli sono venute le lacrime e a quel punto lì l'ho abbracciato io. La vittima e la famiglia del ragazzo hanno deciso di lavorare insieme per trasformare l'aggressività dei giovani in attività sportive, cercando di fare del ragazzo un esempio positivo per gli altri. Vediamo di eliminare questo trauma qui e di trasformarlo in una cosa giusta e serena che abbia modello anche per altri genitori e altri bambini che si trovano in condizioni del genere. I genitori del ragazzo hanno chiesto al giudice di tenerlo in comunità fino al processo e hanno anche richiesto un test tossicologico per comprendere meglio le sue azioni. Luca, dalla Bulgaria per lavoro, padre di 2 gemelli, cerca di farci capire perché un minore alle volte può arrivare a comportarsi in modo violento. Di solito è frutto di tantissime cose, di cose molto evidenti, tipo sostanze, tipo brutte compagnie, tipo esperienze e poi anche mancanza di cose elementari umane, tipo attenzione, affetto e non solo dai genitori. Se non c'è nessuno che prende per mano la nuova generazione e gli insegna come trasformare ad esempio frustrazione in creatività o aggressione in prestazioni sportiva, non arriviamo da nessuna parte. Lei ha definito un eroe il padre del ragazzo, per quale motivo? Per il semplice motivo che lui fa da esempio per gli altri genitori che non sanno come comportarsi. Lui consapevole, sì, vuole salvare il figlio, ma in una maniera efficiente. Non tutelarlo quando che non è giusto di tutelarlo e non abbandonarlo quando che non è giusto di abbandonarlo. Gli sta dietro, però dice tu devi scontare la tua pena. Allora, abbiamo una telefonata, poi presento Vittorio Caselato, maestro di judo, cintura nera, sesto dan. Chi è in linea? Pronto? Pronto? Luisa? Pronto, sono Luisa di Verona. Pronto? Prego Luisa, buongiorno. Buongiorno Mirella, non sono riuscita a sintonizzarmi prima, volevo chiedere alle persone che aveva lì della Coldiretti che so che in questo momento stanno facendo una petizione per raccogliere le firme. Sì, l'ha appena detto. Allora Luisa, siccome devo correre perché ho anche poco tempo, guarda questa sera la trasmissione che sul cellulare la rivedi, vai su Sveglia Veneti e senti bene quello che ha detto il direttore della Coldiretti Faraon proprio in merito a questa petizione che è in atto, perciò basta che guardi nel tuo cellulare e capisci tutto. Scusami Luisa, ma devo correre perché ho forato e sono in ritardo e voglio parlare veramente con Vittorio Casellato di questo filmato che abbiamo visto, di questa paura delle persone anche di intervenire, persone con le spalle al muro di fronte a questi ragazzini che hanno 16-17 anni, la paura che ti succeda qualcosa, che mi facciano del male, ma erano in tanti e in tanti avevano paura di pochi. Ma cosa sta succedendo, Vittorio? Il problema è questo. Allora, io seguo anche i corsi di difesa personale per donne soprattutto, ma aperti un po' a tutti, e quello che è il problema è il fatto che bisogna essere consapevoli che la gente non ti aiuta. Quindi tu sei in balia di questo ragazzo, questi ragazzi che amano il contatto fisico in modo indiscriminato, senza capire quanto è rischioso tutto questo, soprattutto per chi riceve un'aggressione da persone così aggressive. Qui manca l'educazione, manca la famiglia. Primo anello. Purtroppo la famiglia manca, io insegno anche a scuola, noi a scuola cerchiamo di far capire l'importanza di un rispetto per gli altri, ma quello che manca tanto è la famiglia, non si può demandare sempre agli altri. Senti Casellato, quando vi confrontate con questi ragazzi, perché vi confrontate, sono là che li troviamo nella scuola, perché sono fuori ma poi vanno a scuola, quasi tutti, cosa dicono? Come vi confrontate? Tu che sei un uomo di polso, un uomo che sa tirar fuori l'energia negativa facendola diventare positiva proprio con questo sport, con regole e disciplina. Cosa dicono? Allora, loro dicono che è giusto così, tu ti permetti di dirmi qualcosa, io mi permetto di prenderti a botte. E questa è la cosa grave, che loro sono convinti di essere giusto. Purtroppo non c'è una formazione, un aiuto a questi ragazzi che li porti ad avere un concetto di rispetto
importante. Io dico sempre, tutti questi ragazzi si avvicinassero a certi sport, agli arti marziali, al rugby, dove c'è un contatto, quindi la parte fisica, se amano il contatto fisico, perché non si avvicinano a questi sport? Hanno modo di sfogare la loro forza, di esprimerla e anche di primeggiare eventualmente. Perché in una strada o nei confronti di persone anziane che non possono difendersi? Questo è veramente molto grave. Per cui dovrebbero le istituzioni portarli verso verso lo sport e fargli fare capire l'importanza di scaricare lì le loro tensioni, le loro ansie, perché non sempre sono persone, a volte sono anche dei timidi che reagiscono cercando di farsi forza con i muscoli. Non ci siamo. Un'altra cosa, Casellato, ma questa energia negativa che hanno, questa adrenalina, perché pensate a 15, 18, anche 20, 25, l'abbiamo avuta tutte. Certo. Solo che bisogna tirarla fuori nella maniera giusta, cioè tutta questa voglia di spaccare il mondo, perché è questo, nel momento che io ti dico una parola, scateno l'inferno, perché sei fragilissimo. Certo. Ecco, hai talmente tanto male dentro di te che qualcuno non è riuscito a capire. Certo. E la famiglia non è riuscita, ma molti non hanno addirittura famiglia, vivono fuori, perché questa è la verità. Certo. Allora, chi è secondo te che dovrebbe intervenire in questo? Perché questi ragazzi sono segnalati, quasi tutti sanno chi sono, nome e cognome, questi ragazzini. Eppure si fa fatica a intervenire, perché non abbiamo i numeri, non abbiamo le persone. E no, io non ci sto, Casellato, perché noi abbiamo le palestre, abbiamo voi istruttori. Ecco, ci sono dei fondi che dovrebbero essere impiegati su questo. Se la famiglia non ha la possibilità, molte squadre riescono veramente a sopperire a questo, però non lo dice nessuno e sembra che lo sport sia tutto a pagamento e tutto caro, danneggiando proprio queste realtà. Prego. Allora, innanzitutto tutte queste aggressioni avvengono sempre in gruppo intanto. Il singolo non si avvicina a fare botte così, quindi il gruppo, quindi il branco fa molta forza. Il branco però può diventare una squadra. Io credo che tutte le società sportive di Treviso è molto attenta a queste cose nello sport, aprirebbero le loro porte a questi ragazzi anche a costo zero. Nella mia società assolutamente anche altrettanto. Il problema qual è? Che non c'è un'informazione o una cultura che li porti verso quella direzione, ma c'è una forma quasi di paura a trattare questi argomenti che invece purtroppo sono della quotidianità. Ne abbiamo visto appunto prima. Un'altra cosa importante, le famiglie. Ecco, quando voi vi confrontate con questi genitori che se la prendono con l'arbitro, sempre mai con il figlio, sempre con qualcun altro, questo genitore che è anche più fragile delle volte del figlio, addirittura questi ragazzini e questi ragazzi che si vergognano di questo genitore che si sta comportando male. Lo vedo soprattutto nelle partite di calcio, però nel rugby non lo vedo. Non vedo questo genitore esaltato, non l'ho visto nelle gare di judo che sono venuta a vedere, anche a Ponzano. Vedo anzi un genitore attento, perché lui ha fatto questa disciplina, sa cosa vuol dire la regola del gioco e la regola della squadra e il rispetto dell'allenatore. Prego. Assolutamente. Allora, lei ha detto bene, io non ho nulla contro il calcio, ma è vero che nel mondo del calcio ci sono spesso atteggiamenti dei genitori che sono fuori dalle righe. È chiaro che poi il figlio, di conseguenza, vedendo il papà e la mamma che hanno questo atteggiamento nei confronti o dell'arbitro o dell'allenatore o addirittura anche degli avversari, quindi spaccalo, dagli sulle gambe, cioè tutto questo è assolutamente negativo. Per quello dicevo prima, la famiglia. La famiglia, lei giustamente fa notare che in altri sport queste cose non avvengono, perché fortunatamente ci sono tecnici che educano soprattutto a rispetto. Al di là dell'incontro di rugby, nel quale c'è una mischia che combatte, sono i placcaggi, però alla fine c'è un terzo tempo che è sentito dai ragazzi, è sentito da chi organizza. Non è una cosa fatta tanto per far vedere al pubblico, ma proprio sentito l'importanza di poi ritrovarsi e convivere, dei momenti di convivialità. Nel judo c'è il rispetto, noi lo insegniamo dall'inizio, ma dobbiamo per primi noi dimostrare il rispetto che diamo ai nostri allievi. Un'altra importante osservazione che vorrei proprio commentare con Casellato è questa poca agilità che hanno questi ragazzi, pochi. C'è l'obesità che preoccupa molti pediatri, mi dicono sempre di parlarne,
e c'è anche il silenzio di chi dovrebbe prendere provvedimenti, che sono anche le istituzioni che dovrebbero fare un doposcuola, un tempo pieno, non solo con la didattica, ma nel pomeriggio, ad esempio con lo sport. Certo. Ecco, noi abbiamo scuole che hanno delle palestre meravigliose, perché non fare squadra? E adesso io dico anche un'altra proposta che farò a Caselato, io fra poco partirò col centro estivo, perché è importante il centro estivo, dove avrò anche questi ragazzi, questi ragazzini. Ecco, perché non fare assieme, faremo squadra, se naturalmente Caselato deciderà di portare anche nel centro estivo la disciplina sportiva, è fondamentale a mio avviso. Assolutamente d'accordo, mi trovo assolutamente aperto a queste iniziative, il mio club assolutamente cerca la collaborazione con le istituzioni anche per poter aiutare questi ragazzi, e non è sempre una questione di pagamenti o cosa, ma una questione proprio di passione. Noi cerchiamo di trasmettere la passione, quello che abbiamo dentro di noi. Io ho una certa età, ho i capelli grigi, ma quello che ritengo importante è il rispetto. Nel mio dojo e in tutti i doji che conosco e frequento ormai da 54 anni, sono in questo mondo, trovo sempre questo. Il problema è che a volte non viene considerato, o comunque viene considerato qualcosa di inutile, oppure mi dicono no, judo no, è pericoloso, è già violento. Non conoscono come si svolgono questi sport. E questo è il problema, perché io ho sentito tante volte anche queste manifestazioni in Piazza Borsa, dicono sì, si risolve, no, non si risolve un fico secco a mio avviso, perché la fai un sabato, la domenica, ecco, attiri l'attenzione mezz'ora, sì, se riesci a attirare l'attenzione, perché nella loro testa c'è ben altro, c'è la rissa che non la possono più fare in Piazza Borsa e devono defilarsi e andare da un'altra parte. Non è facile attirarli, guardate che sono più furbi che santi, questi di cui parliamo, che tirano fuori questa attività aggressiva, ma soprattutto io sono convinta che portarli in questi centri estivi, fargli fare loro a tutela dei più piccoli, cioè sono loro come che loro come diventare, animatori, naturalmente seguiti, con voi, certo, voi educatori, ma voi educatori, certo, però no che mi arriva l'educatore che non sa neanche di cosa sta parlando. Forse riusciremmo a far responsabilizzare, come c'era una volta, quando il fratello più grande o la sorella più grande ti facevano uscire assieme e diceva guarda che hai il tuo fratello piccolino, certo, mi raccomando, questo genitore, certo, che responsabilizzava, certo, il fratello più grande o la sorella più grande che aveva questo minore a carico. Questo non succede più. No. Non succede più. Lei ha parlato giustamente di educatori. Quello che è importante non è il tecnico, il mister, il coach o il maestro di judo, è l'educatore che deve fare, che ha quella funzione in quel momento, al di là dello sport da praticare, ma di educare, di insegnare il come ci si comporta. Questo è la base. Tamara da Spresiano. Ciao Tamara. Ascoltami, lei ha una domanda al tuo ospite da fare. Intanto buongiorno signor ospite. Ascolti, io quando ero bambina, se facevo un malanno di questo genere, mi arrivava subito uno sberlotto da mia mamma e mi metteva in castigo. L'altro giorno, qua vicino a Spresiano, c'è stato dei ragazzi che si sono picchiati, niente di grave, si sono insultati. Però io volevo chiedere al tuo ospite, ma questi genitori non hanno la capacità di usare i metodi di una volta che usavano i nostri genitori? Guarda che io siamo 3 fratelli noi, io sono la più grande e i miei fratelli, gli altri 2 più piccoli, uno di 18 anni di differenza e uno di 2 anni di differenza, sanno di portarmi rispetto perché sennò sanno che arriva un castigo o un sberlotto della sua sorella. Non si hanno mai permesso di alzare le mani con nessuno, anche se i suoi compagni la prendevano in giro per un problema che ha mia sorella. Ciao Mirella. Allora, grazie Tamara. Allora, prima di rispondere a Tamara, che risponderemo di sicuro, andiamo a vedere invece questo video, visto che parliamo di giovani, gare juniores. Andiamo a vedere, perché tanto non è l'anno, ma è quello che sta facendo Vittorio Caselato.
Allora abbiamo visto questa disciplina, guardate questo abbraccio, ma quanto bello è questo abbraccio e soprattutto questo ragazzo che una volta che esce da questa palestra con questi educatori che io chiamo, di sicuro non ha voglia di andare a fare a botte in qualche piazza delle città o del paese. Cosa dici, Casellato? Allora, avete visto appunto delle immagini del judo, non è uno sport, si vedono le proiezioni, ma lo scopo del judo è buttare a terra l'avversario. Ma nel buttare a terra è tutto nella forma di rispetto assoluto, si inizia con un saluto, si finisce con un saluto, l'arbitro non può essere assolutamente messo in discussione e tutto questo educa i ragazzi a saper stare al loro posto e a fare la loro disciplina. Come dicevi giustamente, quando hanno finito l'allenamento o cosa sono talmente stanchi che vanno a casa. Io non conosco, ma non lo voglio dire per farmi vedere bello, non conosco ragazzi che pratichino questa attività che poi si ritrovino nei giornali perché hanno provocato o partecipato a una rissa. Credo che ci voglia appunto un po' di regole che stanno scomparendo, ma ripeto, la colpa è di quella generazione di genitori per i quali le regole, ma qualcuno dice ma io tratto mio figlio come se fosse mio figlio come fosse mio fratello. C'è il papà, c'è la mamma e c'è il figlio. Sono tre ruoli completamente diversi. Allora Tamara, come ha spiegato, lei parlava di questa sorella che veniva presa in giro, veniva derisa, è quella paura, abbiamo visto anche nel filmato questi cittadini, questi commercianti, queste persone che passano che hanno paura di mettersi in mezzo a questo piccolo branco, hanno paura del farsi del male, hanno paura di intervenire perché sappiamo che girano quei coltelli e anche questo è il grande problema, la paura, perché può arrivarti la coltellata, ma era un bravo ragazzo, erano bravi ragazzi, avete visto i filmati di quello che è successo a questi bravi ragazzi, tutti e due sembra avessero un coltello, non lo avevano, però qualcuno ce l'aveva e ce l'hanno all'interno delle scuole, se lo portano nel silenzio totale. Ecco, anche qua regole, discipline e rispetto, Casellato. Allora, intanto c'è un problema di giustizia, nel senso che il mettersi di fronte a questo branco di persone che non sappiamo cosa portano con sé, ma addirittura siamo nel rischio di poi passare dalla parte opposta, cioè quindi di avere un eccesso di difesa e quindi poi essere anche perseguiti penalmente. Quindi la difficoltà è quella, e poi si temono le ripercussioni, le ritorsioni anche, e quindi per paura si lascia perdere. Se posso dare un consiglio alla signora che ha telefonato prima, avvicini la figlia a un'attività, la sorella ha un'attività sportiva dove possa prendere consapevolezza della sua forza e possa capire che nello sport si vince, si perde, ma anche si vince e quindi piano piano si può sempre più vincere, quindi dà più sicurezza, più forza fisica e più capacità di gestire nella tranquillità certe violenze anche verbali, perché anche quelle verbali sono molto pericolose. Basta dare anche un calcio nel momento giusto al posto giusto, non è che serve, però bisogna saper dare quel calcio. Però usiamolo come difesa personale, non come offesa. Però in questo caso, in questa rissa, tu come sei comportato, Vittorio Casellato, se fosse passato in quel momento? Innanzitutto la prima cosa da fare, prima di avvicinarsi, è chiamare le forze dell'ordine, dopodiché avvicinarsi e fare tutto quello che si può fare. Però è chiaro che se non avvisiamo le forze dell'ordine ci troviamo poi in balia di 2 o 3 persone le quali possono diventare pericolose. Non è facile sentirsi forti. Personalmente mi sentirei in grado di intervenire, non dico che poi non prendo le botte anch'io, assolutamente, però intervenire per dare una mano a questa persona. Fin dove si può arrivare, dopodiché bisogna affidarsi alle forze dell'ordine. Ognuno sente in quel momento di fare. Perché i nostri militari che non sono impegnati in nessuna non vengono per le strade a fare dei servizi di ronda e sarebbero dei bei deterrenti e credo che darebbero una mano alle forze dell'ordine che sono tanto impegnate in altre cose, però ci si può aiutare. Visto che abbiamo anche questo esercito civile, perché abbiamo anche un esercito civile, ecco anche la protezione civile, perché no? Perché anche questa sta diventando un'emergenza. Ma anche coinvolgere anche le società sportive che possono dare dei collaboratori. Esatto, io non posso sentire che la diversamente giovane ha paura di uscire alle 17 del pomeriggio perché chissà cosa troverò, che poi io lo dico sempre, Casellato, io vivo in una città sicura, è inutile che mi vengano a dire, ecco, per carità, può succedere di tutto e di più, parla una che avete capito cosa ho subito alle 15 del pomeriggio proprio in Piazza dei Signori, però non è quello, è che è una città sicura, però il messaggio che sta arrivando è che non è più una città sicura, che devi aver paura di uscire, devi aver paura di mandare tuo figlio a fare una passeggiata o in centro, oppure questi ragazzini che arrivano dai paesi perché ne fanno di tutto e di più.
No, qua bisogna intervenire tutti assieme, certo, come Casellato sa che abbiamo cercato di fare anche noi, anzi andiamo a vedere questo servizio proprio Sport Senza Barriere che è stato fatto assieme anche a Casellato. Andiamo a vedere. Buongiorno a tutti. Mi chiamo Vittorio Casellato, sono il maestro di judo dello Sport Team di Treviso. Siamo qui a Sport Senza Barriere per far conoscere questa disciplina poco conosciuta perché un po' nascosta all'interno dei doji di Treviso o di altre città. È una disciplina chiaramente orientale. Abbiamo la capacità con le nostre discipline di portare i ragazzi a conoscere il proprio corpo, a gestire il proprio corpo e soprattutto a rispettare il proprio corpo. Iniziamo a prendere i ragazzini dai 4 anni e dai 4 anni cominciano a fare un'attività chiaramente di avviamento al movimento, quindi lo sviluppo degli schemi motori, tutto quello che riguarda la crescita di questo ragazzino a livello motorio. Il judo aiuta i ragazzi a crescere consapevoli della loro coordinazione, della loro lateralità, del loro essere uomini, comunque persone nello spazio. Il movimento che vedete alle mie spalle sono movimenti di proiezione chiaramente adeguati a atleti di un certo livello. Sul tatami che abbiamo allestito abbiamo 2 ragazzi cinture nere, il più alto dei 2 da quest'anno è stato quinto ai campionati italiani e anche l'anno precedente ha fatto lo stesso risultato, quindi è un ragazzo di prestigio nel Veneto, direi è il leader nella sua categoria. Però non è questo solamente il judo è anche appunto crescita, è sviluppo e, come dicevo prima, il contatto che avviene maschio e femmina indistintamente, ma sempre con il rispetto. Quello che noi portiamo molto avanti nella nostra disciplina è il concetto di rispetto delle regole innanzitutto, cosa che purtroppo nella scuola o comunque nelle famiglie talvolta viene un po' lasciato andare, per noi invece è fondamentale. La lezione inizia sempre con il saluto e termina con il saluto obbligatoriamente. I ragazzi devono capire questi concetti fondamentali, il salutarsi, il rispettarsi. Il più grande può lavorare anche col più piccolo, ma sempre col rispetto della figura che abbiamo di fronte. Grazie Casellato per queste parole molto importanti, giornata meravigliosa, ippodromo di Sant'Artemio, Sport Senza Barriere, ma cosa ci manca? Perché mi sembra che qualcuno stia cercando la luna nel pozzo, che la vede ma non c'è. Certo. Ecco, noi invece la luna ce l'abbiamo perché abbiamo il posto, i siti, abbiamo dei siti meravigliosi, abbiamo queste squadre sportive meravigliose, fantastiche, ma perché qualcuno non riesce a capire l'importanza che ci siamo, basta solo che ci diano il via e si parte. Prego. Perché a volte la politica interviene anche in queste circostanze e interviene più per propaganda propria che non per un efficace messaggio da mandare alla gente. E questo chiaramente frena o comunque non permette alla macchina sport di andare avanti. Ai genitori e ai nonni che ti stanno ascoltando, Casellato, cosa vuoi dire? Levate tutto quando il ragazzo si comporta da donne, ma non levate lo sport. Purtroppo sento dire, ma non lo mando a calcio, non lo mando a judo perché ha preso un brutto voto. Leviamogli il cellulare che non serve e leviamogli magari la televisione o c'è altre cose. Lo sport non va mai levato, lo sport va anzi incrementato e avere contatti diretti con l'educatore delle discipline che scelgono è importante per aiutare questo percorso ai ragazzi. Io personalmente seguo un ragazzino, per esempio, settimanalmente mi porta il resoconto della settimana dei comportamenti a scuola e i genitori sono soddisfatti della reazione perché il bambino cerca in me una figura per cui dice faccio bella figura anche col maestro. È un lavoro pesante, anche faticoso, ma bisogna, se ci teniamo di educatori, bisogna portarlo avanti. Bella questa storia, la relazione del comportamento a scuola di questo ragazzino che ci tiene. Ho trovato però la collaborazione della scuola che è stata molto disponibile, gli insegnanti, e questo aiuta me e la scuola a far crescere questo ragazzo e farlo diventare un uomo. Che ha capito, perché è stato responsabilizzato del suo comportamento e deve deve portare questo comportamento. Là il voto, poi la sufficienza arriva o non arriva. Grazie veramente a Vittorio Casellato, maestro di judo, cintura nera, sesto dan di essere stato con noi. Avete capito che ci siamo, basta poco per riuscire ad arrivare, basta che qualcuno, come dice giustamente Casellato, la politica specialmente, ecco,
con gli amministratori che sono i buoni padri di famiglia, perché i sindaci sono responsabili della salute del loro cittadino, riescono a capire che basta solo aver voglia di partire, crederci e impegnare queste figure che ci sono, che si mettono a disposizione per cercare di questa piantina che sta nascendo un po' storta, e non sono tante, ve lo dice la Mirella, di farle mettere questo bastoncino a fianco che sono loro per farla diventare dritta. Grazie veramente a Vittorio Casellato, grazie. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Farfalle, provola, il radicchio. Il radicchio è un alimento molto interessante dal punto di vista salutare, sia per le caratteristiche organolettiche, il gusto amarognolo e la consistenza croccante, sia per i valori nutrizionali, elevato contenuto di acqua, poche calorie, molti sali minerali, vitamine e fibre. Ingredienti per 4 persone. 320 grammi di farfalle, 40 grammi di pancetta a pezzetti, un radicchio rosso tondo, 150 grammi di provola affumicata tagliata a pezzetti, panna liquida quanto basta, 2 cucchiai di parmigiano grattugiato, 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva, peperoncino, prezzemolo, un cucchiaio di vino rosso, sale, uno spicchio d'aglio. Tagliate il radicchio a listelli e tenetelo da parte. In un tegame soffriggete l'aglio che toglierete appena biondo e successivamente la pancetta. Versate il radicchio e fatelo appassire. Versate il vino rosso e fate cuocere per 5-10 minuti. Aggiungete la provola affumicata, la panna e il peperoncino. E cucinate per altri 5 minuti. Cuocete le farfalle al dente. Quando pronte, versate nel tegame con il radicchio e mantecate per qualche minuto. Fate riposare, aggiungete il parmigiano mescolate e servite guarnendo con del prezzemolo.
Buon appetito!